Buongiorno, vi vediamo arrivare un po' alla volta, ben arrivati. Siamo tantissimi, quindi avremo qualche istante di stabilizzazione dell'accesso. Benvenuti. Buongiorno. Ben arrivati, buongiorno. 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 Benvenuti. Buongiorno. Stiamo arrivando un po' alla volta, siamo tantissimi, è bello vedere. Ok, ci sono. Stiamo Ciao, Tania, un po' dopo. alla volta. Buongiorno a tutti. Benvenuti. Buongiorno a tutti. Bentrovati. Buongiorno a tutti. Ecco, dove è possibile vi chiediamo anche di rendervi visibili almeno in questa fase iniziale, così ci salutiamo de viso. Buongiorno. Bentrovati. Buongiorno a tutti. Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuti, ben arrivati. Stiamo ammettendo, siamo tantissimi oggi, quindi è bello vedervi da diverse parti d'Italia e non solo. Stiamo facendo entrare un po' alla volta e sarà una mattinata molto ricca. Diamo intanto accesso anche alle diciamo, telecamere, se avete possibilità di collegarvi, così ci salutiamo de visu e poi con lo sviluppo dei lavori magari ridurremo un po' il peso del collegamento. Ben arrivati, ben trovati. Vediamo i flussi che Buongiorno. benvenuti, bentrovati, si stanno collegando ancora in molti. Buongiorno. Benvenuti, buongiorno a tutti. Bentrovati questa mattinata che ci vede collegati da un po', diciamo da tutta l'isola sicuramente, ma vediamo anche diversi collegamenti da varie parti d'Italia. Siamo felici di vedervi in tanti. Si stanno ancora collegando molti amici e colleghi. Siamo in una mattinata di lavoro molto intenso, oggi dedicata alla discussione della situazione della nostra meravigliosa filiera. Credo che questi numeri ci confermino che siamo davvero moltissimi e questo è intanto la vostra partecipazione per noi è già un ottimo risultato. Vedo che si stanno ancora collegando in tanti. Diamo ancora qualche istante per facilitare l'accesso. Benvenuti intanto a chi si è appena collegato. Siamo felici che anche questa sessione, oggi un workshop dedicato prevalentemente ad autori, autrici, registi, registe, sceneggiatori, è fondamentale che, come dire, riusciamo ad avere lo spazio di incontro e di confronto e dialogo sulle tematiche che sono care a tutti noi. È bello vedere che siamo tantissimi, conferma questa galleria ricchissima quanto si stia lavorando e quante varietà di voci e di anche prospettive creative questa ricca eterogeneità rappresenti. Direi che adesso io sto vedendo che anche già stiamo usando la chat, lo ricordiamo, esatto. Questa mattinata prevede l'utilizzo di diversi strumenti e io sono felicissima di essere in compagnia e salutiamo ovviamente a nome del nostro consiglio di amministrazione, è già collegato il nostro consigliere Giorgio Ariu, sono presenti anche Elisabetta Mocci e gli altri membri del CDA si collegheranno. È importante ricordare che in questa avventura, oltre a tutti noi che siamo come dire, immersi nelle attività di filiera, siamo stati convocati e chiamati a questa importante, crediamo, forma di partecipazione e di confronto proprio dai colleghi della Regione Sardegna e in particolare dalla Direzione Generale dei Beni Culturali. Salutiamo Renato Serra, vedo già collegata la collega Paola Ugo, ci sono anche
si è collegata anche la dottoressa Mocci del Consiglio d'amministrazione No. della Commission. Vedo anche collegati per la consulta cinema Guglielmo Aru, sappiamo che si stanno collegando anche gli altri colleghi della regione, però come sapete questa avventura ha la forza e la grazia dell'aiuto e supporto, della moderazione del nostro avvocato Marcello Mustili, nostro consulente e collega che negli anni ha costruito con noi importanti lavori sulla legge cinema, sui decreti attuativi, e con le Fin Commission segue i percorsi e gli sviluppi delle diverse anime che appunto nei territori si stanno sviluppando e potenziando. Benvenuto Marcello. Buongiorno a tutti. E ben ritrovato, e io passerei anche la parola ovviamente salutando tutta la squadra di Poliste a Serenella Paci che ci aiuta in questa ricca mattinata, in questa delicatissima fase di incontri e di workshop e di tavoli di lavoro. Quindi ben trovati, mi pare che i flussi di ingresso si siano un po' stabilizzati. Ricordiamo a tutti che saremo in tanti oggi, quindi vi preghiamo nel percorso che stiamo avviando di fare degli interventi brevi, ma io passerei subito la parola a Serenella che ci guida in questa mattinata di lavori. E di nuovo grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie Nevina, buongiorno a tutti, un grande benvenuto. C'è già anche una richiesta in chat di portare un contributo, quindi appena entriamo nel vivo dei lavori chiaramente daremo la parola per questo. Non so se Marcello in apertura vuole dire due parole e poi iniziamo. Sì, volentieri. Saluto, ringraziamento a tutti. Volevo solo accennare un paio di punti, in parte ripetitivi per chi è già stato collegato alla riunione iniziale, quella collettiva. Volevo ricordare a tutti che qui non è che si sta facendo un lavoro di necessaria modifica della legge, ma semplicemente di revisione di tutta la normativa e delle policy regionali, il che vuol dire riguardare e valutare se sia opportuno fare delle modifiche, dei ritocchi o magari nulla in una parte o nell'altra di legge e decreti attuativi. Questo per proprio diciamo sul punto del metodo, no? La legge, come sappiamo, è una legge estremamente risalente di molti anni fa, il settore è cambiato moltissimo, quindi diciamo presenta in effetti alcuni punti proprio tecnici che è quasi indispensabile risistemarli perché ormai sono proprio errori di riferimenti che ci sono a, per esempio, una legge nazionale che neanche esiste più, a termini che sono cambiati, per cui da quel punto di vista, ma quasi diciamo necessitato e tecnico, sarà inevitabile sistemarla. Però a parte ciò poi ci sono tutta un'altra serie di punti che si possono valutare, essendo passati molti anni da quando è stata dettata. Nessuno nega che abbia raggiunto dei risultati importanti, che il cinema in Sardegna, il settore abbia fatto dei grandissimi passi avanti, però è anche vero che si può fare sempre di meglio, quindi l'obiettivo è cercare di perfezionare, capire come si può perfezionare, come si può potenziare e migliorare il supporto sempre al cinema della Sardegna, per cui agli autori, ai produttori, agli esercenti, a tutta la filiera della Sardegna. Da questo punto di vista alcuni punti fermi sono già emersi, molto chiari dagli incontri che abbiamo fatto. Siamo reduci da un incontro con gli esercenti che in sostanza ci hanno detto a gran voce: vi siete dimenticati di noi, perché rispetto a quanto è stato aiutato, sono stati aiutati alcuni altri comparti sull'esercizio, è stato fatto poco o nulla, per cui pare innegabile dire che per esempio su quello si debba intervenire di più. Così come pure è stato detto all'unisono che sulle maestranze occorre fare più formazione perché non ce ne sono abbastanza, per cui è inutile fare normative che impongono ricadute territoriali se poi non c'è abbastanza gente da assumere come si vorrebbe. Per cui anche questa per esempio è un'altra cosa su cui sta venendo fuori un messaggio chiaro. Venendo poi invece al tema di oggi, il discorso è più articolato perché incrocia molto quello della produzione e adesso Marcello ha perso il microfono. Marcello, hai perso il microfono. Non ti sentiamo più. Non ti sentiamo più.
Marcello, non ti sentiamo, non hai audio? Direi che possiamo allora... Francesca forse è che non Sì. si rende conto. È preso Va dalla... bene, succede. Allora, Proviamo con i segnali di fumo. sì. Allora, io do un grande... Ecco, Marcello, adesso non ti forse ti sentivamo sentiamo. più. Non ci sentite? Adesso sì, ti abbiamo perso Piano. per un certo... Non si Prova sente? forte. Che è successo? Non lo so. Ora Ok, ti adesso sentiamo, sì. sei tornato tra noi. Sì, Era ti abbiamo... qualche Sì, secondo? concludi un po', sì, stavi un po' riassumendo alcuni Abbiamo aspetti. perso subito dopo gli esercenti, hai evidenziato quanto la giornata di oggi sia invece dedicata ad aspetti legati a sviluppo e produzione e poi sei andato nel tunnel del silenzio. Ma la discussione è quella da fare oggi, per cui non anticipo nulla, per quanto un paio anche qui di spunti già chiari sono emersi, perché sono stati detti da moltissimi produttori, anche autori che magari sono anche produttori e quindi sono già intervenuti con quel cappello precedentemente. Per esempio il fatto che si possa fare di più sullo sviluppo, no? Quindi cercare di allargare la rosa dei progetti sostenuti in fase di sviluppo, il che sicuramente è una politica saggia che hanno fatto moltissime regioni. Così come pure cercare di articolare, differenziare un po' quelle che sono le sedi di valutazione dei progetti, che al momento sono tutte unificate con un'unica commissione che decide su tutto, con dei criteri anche tutto sommato sì, diversificati, ma non del tutto, tra una tipologia di opera e un'altra. A questo punto cedo la parola a Serenella che andrà più nel dettaglio. Partiamo con i nostri lavori. Io vi dico solo due parole. Ovviamente non sono un'esperta, non lavoro nella vostra filiera, sono una consulente di processo, una facilitatrice. Il ruolo che io avrò oggi con voi è questo. E solo vorrei dare un invito a esserci pienamente, nel senso che le politiche pubbliche partecipative, che ci si creda più o meno, sono generative di apprendimento, di confronto, anche di corresponsabilizzazione. Quindi è un momento molto importante di ascolto, di confronto e ci auguriamo di crescita e di sviluppo sostenibile, mi viene da dire, di tutto il settore. Dietro Nevina abbiamo i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Io vi ricordo il 17 che è trasversale, spesso non viene citato, ma forse il più importante, perché per raggiungere quegli obiettivi dobbiamo attivare partnership per gli obiettivi. Il 17 ci dice questo e ci ricorda questo. Quindi davvero è un invito alla collaborazione, all'ascolto, all'interazione costruttiva. Siamo tanti, quindi non è un piccolo workshop in cui avremo un'interazione di parola troppo continua. Su alcuni punti vi chiediamo di interagire con un'interazione digitale in modo da avere in tempi molto brevi il punto di vista di tutti. Vi assicuro non è un gioco, è un qualcosa che ci permette di avere il punto di vista di 70 persone in pochi minuti. L'invito per lavorare bene oggi insieme, sono sicura che lo faremo, è di tenere i microfoni spenti, ma ognuno di voi è libero di aprirli quando deve prendere la parola. E per poter prendere la parola vi invito a iscrivervi in chat, perché così io posso tenere i turni, e di iscrivervi in chat quando apriamo la discussione, di fare interventi brevi, 1 o 2 minuti, sul punto che stiamo trattando. Poi vi faccio vedere l'indice degli argomenti che andremo a trattare oggi, che sono gli argomenti di interesse. Molti di voi ho visto che non hanno partecipato all'evento di avvio del 3 novembre, ma sul sito trovate la registrazione video e trovate un report con tutti i risultati che sono stati portati da più di 130 persone su questi temi. Un altro invito è: siamo tanti, lavoriamo in modalità sincrona e asincrona, quindi la chat è uno strumento portentoso per portare contemporaneamente altri contributi, per attivare dialogo, e poi noi la salviamo, e ovviamente anche i contributi portati in questo modo fanno parte dell'ascolto e del lavoro che stiamo facendo insieme. Faccio vedere solo, Francesca, una slide per dire: sarebbe bello fare un giro di presentazione, ma avremo la mattina impegnata solo per questo. Quindi l'invito è a attivare
subito, siamo davvero tantissimi e questo è un segnale molto bello, siamo 76 oggi in questo gruppo, vuol dire che è una filiera che cresce, che si sviluppa, che si allarga a giovani. E vi invito subito a una breve interazione digitale che ci aiuta a vedere tutti insieme chi siamo e come è composto il gruppo. Poi entreremo nel vivo dei lavori e daremo la parola a Gianfranco Cabiddu, che ha già chiesto in chat di fare un intervento a inizio del confronto. Allora, molti di voi ci hanno già seguito, quindi sapete come funziona. Vi chiediamo di prendere uno smartphone o un tablet o aprire un'altra pagina nel PC dove siete appunto collegati e connessi con noi. Dovete entrare nella pagina www.menti.com che vedete qui in alto. Quando avete aperto la pagina www.menti.com vedete uno spazio con un codice. Il codice della nostra interazione di oggi è questo: 15801352. Lo scriviamo anche in chat: 15801352. Man mano che entrate dateci un ok, così vediamo che ci sono le persone che man mano si stanno connettendo. Io invito davvero tutti a connettersi e a dare il proprio contributo anche in questa modalità. Vedrete che in un attimo abbiamo una serie di indicazioni. Adesso semplicemente su chi siamo, come è composto il gruppo dei partecipanti di oggi, ma la useremo man mano durante i lavori insieme ovviamente alla discussione, alle riflessioni a voce che sono sempre di grande interesse. Allora, vi ricordo, connettetevi alla pagina www.menti.com. Il codice da digitare è 15801352. Siete ancora una ventina, siamo 75, quindi togliendo Nevina a qualcuno magari che non partecipa giustamente di Film Commission, di Regione, però sicuramente una cinquantina o forse più, una sessantina della filiera li abbiamo. Ditemi se avete delle difficoltà, se possiamo aiutarvi. Serenella, ricordiamo che possono anche entrare aprendo semplicemente una pagina parallela a questa dall'interfaccia che stanno utilizzando, semplicemente andando sul sito appunto www.menti.com e lo strumento di interazione può essere attivato parallelamente al collegamento. Quindi un'altra pagina, basta aprire un'altra pagina sul PC se non avete a portata di mano un altro device in questo momento. Ci permette un'interazione costruttiva anche se digitale in tempi brevi. Abbiamo 27 persone connesse, vi chiedo se riuscite di farlo velocemente così non rubiamo tempo alla discussione. Allora sì, scriviamo il codice anche qua, 1580. Allora la pagina è www.menti.com e il codice è 15801352. Vi invito a interagire, a entrare adesso, perché poi lo useremo anche per alcuni contributi specifici durante i lavori, quindi è importante che ci siate tutti. Allora, possiamo, Francesca, intanto stanno entrando, sono già più di 30, possiamo magari iniziare a far partire la prima domanda. Vi chiedo intanto di continuare a connettervi. Allora, la prima domanda chiede a quale categoria appartieni in maniera prevalente. Abbiamo già visto anche negli incontri precedenti che alcuni di voi hanno diversi ruoli in questa filiera, ma vi chiediamo di dire quello in cui vi sentite di appartenere di più oggi: sceneggiatori, registi, autori di colonne sonore, showrunner o altro. Invito ancora tutti a raggiungerci. Bene, siamo già oltre 50. Iniziamo a mostrare, Francesca, grazie. Ok. Allora, abbiamo aspettiamo ancora un attimo.
un 70% di registi, quindi una grande, grande prevalenza, 71, un 14% di sceneggiatori, nessuno si definisce showrunner, non ci sono autori di colonne sonore e vediamo che c'è un 16% di altro. Io invito chi magari ha segnato altro, se vuole, se ha piacere, di scrivere in chat qualche altro appunto ruolo attinente che non abbiamo considerato. Grazie che state raggiungendoci. Bene, direi che è abbastanza stabilizzata. Andiamo alla prossima. Chi vuole scrivere altri ruoli lo può fare in chat. Da quanti anni lavori nella filiera audiovisiva? Questo è un altro aspetto importante. Sicuramente ci saranno tra voi chi lavora da 0 a 3 anni, da 3 a 5, da 6 a 9, ma anche più di 15 anni, quindi persone che operano nel cinema e nella filiera da più tempo. Quindi vediamo come Giovanni Columbu chiede di parlare. Io sto tenendo i turni parola, magari ecco vi chiedo perché non vorremmo come dire, fare interventi un po' su tutto, ma vorremmo un po' smontare la complessità, passatemi il termine, e ragionare su 5 ambiti. Ve li posso già dire intanto che rispondete a queste: finalità della legge, i criteri di selezione delle opere, i bandi e le risorse economiche, gli incentivi, i ruoli professionali e la formazione e lo sviluppo della filiera in termini di innovazione e di internazionalizzazione. Quindi io poi volentieri do la parola a tutti, magari sui punti in discussione. Vediamo questo? Ah, bellissimo. Sì, adesso vi dico. Allora, ecco, 44% più di 15 anni, quindi ci sono persone di grande esperienza nel gruppo, un 26% di 9-15 anni e poi andiamo 0-3 anni, un 15%, anche questo è un bellissimo segnale perché vuol dire che è una filiera che cresce, che porta giovani, e un 9% 6-9 anni e un 6% 3-5 anni. Mi sembra un dato interessante. In chat ho visto che Nicola Secchi dice spiegherei cosa significa showrunner, penso che non tutti lo sappiano. Magari se volete potete anche usare la chat in questo momento o dopo negli interventi. Andiamo alla prossima. Sei iscritto a una delle seguenti associazioni di categoria, ne abbiamo elencato diverse, anche qui abbiamo lasciato un altro per... quindi risponde solo chi è iscritto, chiaramente. Possiamo già mostrare, abbiamo una ventina di risposte, probabilmente sono le persone iscritte. Allora, la maggior parte è su altro, quindi questo è un dato interessante, magari se volete avete piacere scriveteci in chat quali sono le altre associazioni di categoria che non abbiamo preso in considerazione. 5 DoKit, 4 Women in Film OER, 4 Anica CNA GC APA, 2 Writers Italia, 2 Centautori, 1 ANAC. Però la maggior parte sono su altro, quindi magari aiutateci a capire che cos'è altro, quali sono le altre associazioni. Andiamo ancora oltre, hanno risposto una trentina di persone. Allora, entriamo un po' nelle opere di cui siete autori registi. Di quale tipo di opera sei autore regista prevalentemente? Anche qui avete la possibilità di dare più risposte, però inserite ciò che vi sembra più le opere che curate maggiormente.
Allora, vediamo i risultati anche di questo. State ancora rispondendo, quindi lasciamo ancora un attimo, intanto vediamo già un po' la composizione. Come potete vedere abbiamo segmentato, ecco, abbiamo segmentato la domanda sulla categoria a cui appartenete, anche se abbiamo visto che la maggior parte di voi oggi sono registi. Quindi abbiamo un 40% di cortometraggi, un 34% di lungometraggi e poi anche però un 8% di serie TV, un 6% tra videoclip e spot, un 5% di format TV e un 2% di serie web. Quindi anche se con un picco su lungometraggi e cortometraggi inizia a esserci una presenza interessante di circa il 30% di altre tipologie di opere. Abbiamo un problema di chat non attive o l'abbiamo risolto? Chiedo perché questa è una cosa importante. Nel frattempo vi invito... Ah, ok. Anche Nicolò Secchi, che parlava di showrun, può interagire nella chat. Se avete un problema di chat disabilitate ditelo, ma no, dovrebbe essere tutto a posto. Andiamo ancora avanti. Vi abbiamo chiesto la tipologia di opera, vi chiediamo adesso il genere. Anche qui potete dare più risposte e aiutarci a capire un po' il gruppo dei partecipanti di quale genere è autore e regista prevalentemente. Grazie dei contributi che portate anche rapidamente. Penso sia importante anche per voi avere un quadro così rapido della composizione del gruppo di oggi. Aspettiamo ancora un attimo e mostriamo. Ancora qualche domanda e poi entriamo nel vivo della discussione. Grazie, ci state scrivendo man mano anche le associazioni di cui fate parte. Però la Writers Guild era inclusa tra le opzioni, mi sembra. Sì, come Writers Guild Italia. Allora, mostriamo anche questa, iniziamo a mostrare... Ah, Stati Uniti, ecco perché ci dice. Quindi era quella, ma non quella italiana, ma Stati Uniti. Allora, anche qua devo dire, tranne Western, che è ancora al 0%, c'è una buona distribuzione. Quindi un 26%, diciamo le percentuali maggiori l'hanno i documentari e il dramma con 24%, c'è un 14% di altro, anche qua vi invito magari a darci qualche input nella chat, un 14% di altro, un 12% di commedia, un 6% di biografie, un 8% prima di animazione, quindi anche questo è un dato interessante, un 4% storico e poi un 2% fantasy, unscript e horror thriller l'1%. Ok, grazie. Se scrivete appunto animazione per progetti multimediali e games e altri generi di cui siete autori, così abbiamo un quadro completo. Quindi due maggiormente rappresentati che fanno quasi il 50%, direi fanno il 50% dei generi. Benissimo, grazie. Un'altra domanda che vi facciamo riguarda chi ha prodotto la tua ultima opera.
Qui potete barrare più caselle se alle compagini produttive hanno partecipato più soggetti e abbiamo dato diverse risposte. Non sono ancora stato prodotto, quindi rispondete tutti chi vuole. Una società da me controllata, una società di produzione isolana, una società di produzione nazionale o anche internazionale, con la possibilità di segnalarne diverse. Grazie che ci state portando in chat altri contributi su associazioni anche locali, regionali. Quindi chi ha prodotto la tua ultima opera? Anche qua c'è la possibilità di segnalare più risposte. Vediamo i risultati, siamo a una cinquantina di risposte, quindi forse... Allora, abbiamo un 28% una società di produzione nazionale, un 24% una società di produzione isolana, un 23% una società da me controllata, un 17% internazionale e un 8% non sono ancora stato prodotto. Io le leggo e vado avanti rapidamente, però poi chiedo insomma a Marcello se vuol dire fare qualche commento, però penso siano dati interessanti per tutti. Un'altra domanda che vi facciamo simile a questa è invece chi ha distribuito, no? Quindi la domanda è uguale, ma anziché chi ha prodotto la tua ultima opera, vi chiediamo chi ha distribuito la tua ultima opera. Con la stessa logica. Vediamo anche qui i risultati. Tutti potete vedere le risposte in basso, chiaramente il numero cambia a seconda anche se sono permesse più risposte, quindi a volte vedete dei numeri maggiori per quello. Chi ha distribuito la tua ultima opera, qui c'è una maggior concentrazione, un 40% su una società di distribuzione nazionale, un 22% non sono ancora stato distribuito, un 19%, quindi più alto anche una società di distribuzione internazionale, un 12% una società di distribuzione isolana e un 7% una società da me controllata. Bene, grazie anche per questo. Altre due domande che vi facciamo, che avete trovato anche nel questionario che vi abbiamo inviato ieri e vi ringraziamo di averlo compilato in tanti. Questa è una domanda aperta. Qual è il festival più importante per cui sei stato selezionato ufficialmente con una tua opera? Quindi magari una sola risposta aperta, quindi liberi di scrivere. Magari le scorriamo insieme, non le leggiamo tutte perché saranno tante e poi andiamo all'ultima. Possiamo iniziare anche a mostrare, magari lo scorriamo insieme. Allora, Festival del Cinema di Roma, Visioni Italiane, Festival di Roma, Visioni Italiane diverse volte, Mifannessi, Venezia, ognuno poi, quindi Roma, Shanghai, Cinema Ambiente, Biographic Festival, Babel Film Festival, Locarno, Venezia, Venezia, Giornate degli Autori, Venezia, Roma, Crystal Palace, Sarajevo, Locarno, Torino, Milano, New York,
Visioni Italiane, Schepto, Social Justice Film, Europa Communication Hour, Montecatini, Portogallo, Settimana della Critica Mostra del Cinema. Bene, grande ricchezza anche qua. E l'ultima, una domanda simile, ma vi chiediamo chiaramente a chi vuole rispondere, perché ha avuto nella sua carriera un premio, una nomination più importante. Qual è il premio, la nomination più importante che hai avuto nella tua carriera? Questa non è una domanda aperta, abbiamo inserito alcune risposte, ma anche premio altri festival in modo da essere maggiormente inclusivi. Quindi man mano vediamo le risposte e andiamo poi subito a proseguire i nostri lavori. Tenete aperta la pagina Visio, perché la pagina Menti, perché la useremo di tanto in tanto per avere una risposta puntuale su alcuni aspetti di contenuto. Allora, vediamo il risultato. Ah, bellissimo. Quindi c'è un 52% che ha avuto premi di altri festival, ma ci sono numeri importanti: un 14% David di Donatello, un 9% di Nastri d'Argento, di Premio Solinas, di premi di altri festival principali, un 7% Globi d'Oro. I numeri stanno crescendo ancora. Ottimo. Bene, io vi ringrazio davvero di questa prima panoramica per avere un po' anche se in modalità diversa, un quadro del gruppo dei partecipanti. Chiedo a tre supremi sono poche, perché magari ce ne sono ancora di più, ma questo è un segnale molto positivo. Allora, condividiamo con voi uno schermo che ci guiderà un po' e dove man mano possiamo appunto appuntare i contributi che porterete. Dico solo due parole, ma proprio li passo in rassegna. Il lavoro che abbiamo fatto durante l'avvio del 3 novembre riguardava anche un'analisi strategica fatta in parte con alcune risposte che noi abbiamo dato e in parte aperta, quindi con tutti i contributi liberi che avete portato. Li trovate nel report sul sito, quindi li scorro davvero solo rapidamente. Torniamo un attimo sulle forze, Francesca. Quindi apriamole. Ecco, abbiamo chiesto quali sono i punti di forza interni alla filiera nel territorio regionale. I punti di forza sono importantissimi perché da lì si deve partire per costruire, e la legge è un punto di forza probabilmente solo da attualizzare in alcuni aspetti della normativa. Ci avete segnalato chiaramente le location dell'isola, la varietà, il patrimonio culturale, identitario e ambientale, le risorse economiche che vengono portate in questa filiera, nella politica legata alla filiera dell'audiovisivo, i lavoratori della filiera, si vede che c'è grande ricchezza, la Film Commission che da 10 anni che opera per far crescere e sviluppare il settore, gestione e attività filiera audiovisiva con alcuni aspetti in particolare. Poi i punti di criticità, questi li ritroveremo. Le criticità sono molto importanti perché da quelle che si deve partire per migliorare, no? Per cercare soluzioni. Anche qui ci avete detto alcuni aspetti delle finalità e dei criteri della legge 15 del 2006, i bandi e le risorse economiche, quindi vi faremo delle domande su questo, perché su questo si cercano alcuni aspetti di miglioramento. La formazione e le maestranze, oggi lavoreremo anche su questo tema, alcuni aspetti dei servizi e dell'attività della filiera, il rapporto con enti pubblici, il fatto di non fare rete, quindi alcuni aspetti su cui concentrarci. Abbiamo analizzato anche le opportunità e le minacce, quindi fattori esterni che possono influenzare positivamente o negativamente lo sviluppo. E anche qua, come opportunità, chiaramente le risorse economiche che arriveranno anche dalla nuova programmazione dei fondi europei, ma anche dal PNRR, la formazione, i servizi e attività della filiera e anche il crescente interesse degli over the top per la Sardegna.
Allo contrario, le minacce, anche sulle minacce vi siete espressi, chiaramente un punto di criticità e di minaccia sono i trasporti, alcuni servizi territoriali e a volte la gestione dei finanziamenti. Ugualmente vi abbiamo chiesto gli obiettivi. Quali altri obiettivi per il futuro? Anche su questo avete portato un contributo importante. Per la maggior parte incentivare la produzione in Sardegna di opere audiovisive, favorire la formazione alle professioni dell'audiovisivo, ma anche sostenere la distribuzione delle opere audiovisive made in Sardegna e altri. Ugualmente su aspetti più macro, sostenere l'internazionalizzazione, un maggior investimento sullo sviluppo dei progetti, incentivi alla coproduzione, un maggior investimento sulle opere prime e seconde, quindi sono tutti contributi che man mano stiamo raccogliendo. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di questi aspetti e poi io vi chiederò su tutti i diversi aspetti un contributo con la discussione o anche con l'interazione digitale. Finalità della legge, i criteri di selezione delle opere, bandi e risorse economiche, ruoli professionali e formazione e sviluppo della filiera audiovisiva. Quindi io andrei al nostro primo pannello delle finalità della legge e chiederei subito a Gianfranco Cabiddu di leggere, di portare il suo contributo che ho capito essere di un gruppo di voi. Ok, aspettate. Buongiorno Gianfranco, io vi do un'altra informazione operativa. Se voi in alto nello schermo a destra mettete la modalità vista, avete al centro una barra che potete spostare a destra o a sinistra per vedere il pannello, per vedere più i partecipanti, così ognuno si gestisce lo schermo come crede. Prego Gianfranco. Allora, ho l'incarico di leggere, diciamo, un documento, faccio una piccola premessa. Questo segna una cosa realmente importante, quindi credo che sia già un grande successo, perché dopo tanti anni appunto una serie di autori, operatori, produttori si parlano insieme su questo primo punto che abbiamo tenuto, diciamo, a mettere in chiaro ed esplicitare per iscritto. Poi ovviamente questo documento vi verrà, diciamo, mandato, per cui io forse da anziano, insomma, lo leggo così come è stato concepito. Ma prima di tutto dico chi l'ha sottoscritto, che mi sembra importante anziché dirlo per ultimo. Sono i registi e produttori Bonifacio Angius, Daniele Azzeni, Laura Biagini, io, Gianfranco Cabiddu, Giulia Camba, Paolo Carboni, Stefano Cau, Giovanni Columbu, Simone Contu, Tore Cubeddu, Antioco Floris, Matteo Incollu, Daniele Maggioni, Peter Marcias, Salvatore Mereu, Marco Antonio Pani, Enrico Pizzianti, Enrico Pau, Maria Grazia Perria, Silvia Perra, Francesco Piras, Mario Piredda, Elisabetta Soddu e Paolo Zucca. A questo documento si associa l'adesione di Movimento con questa motivazione che leggo velocissimamente. Riteniamo che questa lettera non rappresenta solamente un gruppo di registi e produttori, ma una fetta importante della filiera che include oltre altresì filmmaker, maestranze tecniche ed artistiche, attori addetti alla formazione rappresentati dalla nostra associazione, a nome della quale aderiamo all'appello firmato Presidente Simone Contu. E adesso leggo. Allora, premesso che la succitata legge ha svolto, a nostro parere, una funzione di grande importanza nell'assolvere gli obiettivi per cui è stata concepita in conformità delle aspettative culturali della Sardegna e in osservanza delle normative europee e del cosiddetto principio di eccezione culturale, in questa nota si riassumono le ragioni fondamentali della legge in relazione proprio all'eccezione culturale e alle direttive di attuazione. Punto 1. Prima ragione, senso della legge. Rendere possibile attraverso il cinema la testimonianza e la promozione della cultura, della lingua e di ogni altro fattore identitario proprio della Sardegna, ovvero di quelle peculiarità
che costituiscono per se stessi una ricchezza, ma qualora non fossero rappresentate configurerebbero uno svantaggio rispetto alle altre culture ed altri territori largamente rappresentati dal cinema nazionale e internazionale. La valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio socio-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna non va confusa con il folklore o con l'obbligo di raccontare esclusivamente un mondo agropastorale. Valorizzazione significa prima di tutto dare un valore culturale. Seconda ragione, promuovere il sistema cinematografico interno alla Sardegna allo scopo di favorire la crescita e l'affermazione di autori, professionisti, maestranze, imprese operanti sul territorio e quindi mettere l'universo regionale nelle condizioni di essere non solo rappresentato da altri, ma di rappresentarsi attraverso la propria cultura e sensibilità. Il terzo punto che rende il principio che rende possibile questa legge è il cosiddetto principio di eccezione culturale. In sostanza, una deroga alle leggi europee sulla libertà di scambio e la libera concorrenza, che in via generale escludono la possibilità di dare sussidi se non per attenuare svantaggi ed effetti di marginalità nelle diversità culturali. Quelle stesse diversità che sia in sede europea che dalla legge dello Stato italiano vengono riconosciute alla Sardegna in quanto minoranza linguistica e culturale. In particolare vogliamo ricordare che le direttive di attuazione della legge regionale 15 del 2006 furono concordate direttamente con la Commissione europea e la Direzione Generale sulla Concorrenza, che domandarono espressamente ai funzionari regionali di alzare i punti attribuiti all'identità sarda nella valutazione dei progetti, portandoli da 30, come ipotizzato in un primo momento, a 45. Da evidenziare infine che il principio di eccezione culturale può essere applicato solo ad elaborati che mantengono un preminente valore culturale rispetto al valore di mercato. Stante queste premesse, vogliamo chiaramente dire che la legge regionale sul cinema deve essere considerata per la Sardegna un bene prezioso e che, almeno per ora, debba essere escluso qualsiasi cambiamento strutturale. In generale, riteniamo che debba essere escluso qualsiasi cambiamento che non sia attentamente e con necessario anticipo vagliato e meditato e che non sia convenuto nelle modalità di approfondimento col sistema produttivo sardo. Ecco, questo è il documento che poi vi sarà mandato. Non so se già a margine dobbiamo aprire la discussione e dire il nostro parere, perché io ho un parere, ma lo posso dire anche dopo. No, un parere su cosa, scusi? No, cioè questa è, diciamo, è una premessa che dove firmiamo tutti, poi ovviamente voi adesso chiederete dei pareri e li esprimeremo, penso, certo. entrando nel dettaglio. Ecco, perfetto, quindi io ringrazio Gianfranco Cabiddu, ci sono già diverse persone iscritte a parlare. L'ultima cosa che vorrei dire, sì? Il grande valore, questo lo dico appunto in via personale, per cui era la chiosa che volevo fare, il grande valore di questo documento è che oggettivamente ci ha rivisto parlarci persone che erano state diciamo in qualche modo poi separate in casa per tanto tempo, e questo è un grande valore, per cui praticamente si rinizia, diciamo, a parlare delle cose anche filosofiche che stanno dietro questa legge, ed è un'occasione da non perdere, perché non è facile. Insomma, ecco, lo posso dire anche per esperienza personale, non è facile dialogare tra persone che fanno lo stesso mestiere, cosa che invece
per la mia esperienza è molto più facile, diciamo, in altri contesti fuori dalla Sardegna. Per cui io credo che sia molto importante cogliere questo passo avanti, questa volontà, questa capacità di definire anche principi generali come sono definiti in questo documento, perché diventano un riferimento ideale che va oltre l'interesse personale, oltre diciamo organizzazione di interesse particolare, ma descrivono praticamente un atteggiamento, per cui andrebbe colto in maniera proprio molto alta. Ecco, lo dico un po' col cuore. Io ringrazio davvero Gianfranco Cabido, ancora prima che nel merito dei contenuti, per questo che ci ha detto alla fine. Io all'inizio dico sempre: guardate che questi processi partecipativi sono generativi di collaborazione, di ascolto, di corresponsabilizzazione. Per me questo è uno dei risultati dell'attivazione che è stata data. Il primo tema su cui noi volevamo aprire la discussione è proprio questo, riguarda l'interesse regionale, che è un criterio fondamentale della legge, e in qualche modo le domande che poniamo. Adesso do la parola subito a chi si è iscritto e chiedo ad altri di iscriversi a parlare. Sono queste: è opportuno ridefinirlo per garantire il sostegno alle aziende e ai talent sardi anche su progetti non strettamente territoriali, comunque quello che si chiama Cinema Made in Sardegna, per avvicinarsi a modelli di norme regionali che combinano la promozione di identità regionale e territorio con lo sviluppo economico e magari una maggior proiezione nazionale e internazionale della filiera sarda, per sostenere aziende e talenti regionali anche su tematiche non strettamente territoriali, il loro coinvolgimento nell'ambito di progetti più ampi a livello nazionale e internazionale. E l'altro tema su cui vorremmo aprire la discussione è anche l'ampliamento dal cinema al prodotto audiovisivo. Quindi quanto è importante l'allineamento della legge sarda, che è del 2006, alla legge nazionale nell'includere le opere audiovisive, la serialità TV, i videogame e le opere fuori formato. Quindi abbiamo riportato qui anche quelle che sono gli obiettivi e le finalità della norma e l'articolo 4 sulle opere di interesse regionale. E apriamo la discussione. Io l'unica cosa che davvero vi chiedo, perché i temi sono tanti, questo è chiaro che è fondamentale, ma poi è importante anche parlare di maestranze, parlare di formazione, parlare dei criteri, parlare dei bandi. Quindi vi chiedo interventi brevi sul punto che stiamo discutendo. C'è Giovanni Columbo che si è iscritto a parlare, poi io tengo i turni parola di tutti. Prego. Non so se mi sente. Giovanni? Ecco, adesso Perfetto. mi sentite probabilmente? Buongiorno. Sì, buongiorno Giovanni. Approfittatene quando iniziate a parlare, magari per dire due parole di presentazione. Due, però, anche se poi tutti vi conoscono. Allora, sono Giovanni Columbo, regista. E, dunque, stavo facendo intanto un saluto e un ringraziamento al Film Commission con Nevina Satta e all'assessorato con l'assessore e tutti i suoi collaboratori. E dico subito, perché in un certo senso anche la lettera che ha scritto, che ha letto un momento fa Gianfranco, è un po' anche un merito di questa iniziativa, in quanto ne è una conseguenza. Ed è una conseguenza positiva, anche se le valutazioni che si fanno non mi pare che coincidano con alcune delle soluzioni che forse sono state prospettate. Non so se poi queste soluzioni sono veramente prospettate e con dei punti interrogativi e quindi del tutto aperte, oppure sono anche caldeggiate, e in che misura. Comunque questo lo potrete precisare voi. Io dico, facendo seguito comunque, quindi senza riprendere nelle interezza tutte le cose già dette in questa lettera condivisa, che io qui intervengo a questo punto con una mia valutazione personale.
Io sono assolutamente favorevole a chiunque ritenga in una situazione come quella che noi in cui stiamo operando di creare delle aperture diciamo verso il mercato, diciamo così. Ormai è un po' una metafora questa del mercato, però sappiamo cosa significa. Quello che invece credo che sarebbe sbagliato e da non fare è pensare che le aperture verso il mercato possano essere fatte, come dire, modificando la legge regionale, quella che esiste, la numero 15 del 2006, perché la via del cinema più consono al mercato, e che è un cinema che deve avere anche dei requisiti commerciali, naturalmente un piccolo inciso, non è che ci siano poi delle distinzioni totali tra un cinema che noi possiamo definire culturale piuttosto che un cinema commerciale. In certa misura ci sono dei caratteri anche che sono, come dire, che attraversano in generale il cinema. Anche il nostro cinema sardo, questo che si fonda su una diversità culturale, ha una sua valenza commerciale, no? Però il punto è che nel cinema che è oggetto della legge regionale di cui stiamo dicendo, la 15 del 2006, il carattere culturale è e deve essere preeminente. Altrimenti, ed è questo il punto che va chiarito prima di procedere su delle vie che non porterebbero a niente, io ritengo, in quanto insostenibili, queste vie non possono essere adottate modificando la legge, perché, come è stato anche richiamato nella nostra lettera, già a suo tempo, quando fu elaborata la legge e per la prima volta sottoposta alla Commissione europea, quella che si occupa che sovrintende al libero scambio e all'equilibrio in tutti i prodotti che sono oggetto di un libero scambio, tra cui il cinema, quel punteggio che noi avevamo attribuito già ci sembrava già abbastanza ampio a tutti i fattori identitari, è stato considerato insufficiente, cioè non giustificava che esistesse una legge sul cinema in Sardegna che sulla base di 30 punti attribuiti a quel criterio potesse produrre dei contributi. Quel criterio per richiesta della direzione generale della Commissione europea ci è stato chiesto di alzarlo. Allora, se questa legge è stata concepita così, e io oggi mi associo a chiunque così sia propenso a farne un bilancio estremamente positivo, perché tutto quello che è stato fatto grazie a questa legge, l'altra via che pure io non solo non ho niente in contrario, ma la auspico, dico, evviva, creiamo dei percorsi anche che riguardano anche un cinema più commerciale e più aperto al mercato, ma attraverso altre vie, non andando a pescare da questa legge le risorse, né andando ad alterare i criteri di questa legge. Le vie devono essere altre. Sarebbe una pessima premessa anche a quella strada andare a immaginare quella strada a partire da questa legge. Allora, è chiaro, quindi per adesso mi fermo qui. Va bene? Grazie Giovanni, i contributi sono molto chiari, sono aspetti che abbiamo discusso anche nell'avvio. C'era Niccolò Secchi che aveva chiesto di definire showrunner, poi anche Nevina ha scritto qualcosa in chat, non so se vuole prendere la parola su questo punto che stiamo trattando e magari unire le due cose. Poi se posso, Serenella, vorrei dire due parole anch'io. Adesso? Ok, sì, senz'altro. Quindi se Niccolò Secchi vuole intervenire, altrimenti poi ho Paolo Zucca, Beppi Vigna, Gianfranco Cubeddu, Marcello. No, forse non mi sente più.
Paolo Zucca, vi chiedo solo interventi brevi e vi chiedo anche, visto che comunque è stato letto per 10 minuti, molto interessante il documento, poi vi ricordo che abbiamo anche una chat, una mail dedicata a cui mandare contributi, quindi ricordo anche questo, magari poi lo scriviamo in chat e magari sentiamo tante voci. Ecco, Paolo Zucca vuole intervenire su questo? Sì, buongiorno a tutti, io sono Paolo Zucca, autore cinematografico e anche campione mondiale di sintesi, quindi sarò brevissimo. Allora, intanto io ho sottoscritto la lettera di Giovanni, l'ha sottoscritta Movimento, che è l'associazione di cui faccio parte, ed è l'associazione che in questo momento sto rappresentando, perché abbiamo fatto una riflessione come associazione che conta 130 iscritti. Non solo sposiamo ciò che dice Giovanni Columbu, non solo abbiamo firmato il documento, che abbiamo anche contribuito a integrare, ma voglio aggiungere una brevissima riflessione. Lo stato attuale del sistema cinema in Sardegna vede una film commission efficiente, operativa, alla quale tutti quanti rendiamo merito, di lavorare benissimo sull'attrattività, sui nuovi formati, sulla modernizzazione. Però riteniamo che la modernizzazione, i nuovi formati, i videoclip, la serialità, cioè noi non, le fiction televisive, noi non è che non vogliamo che si facciano, che se ne facciano, che portino lavoro alle maestranze e al territorio, però crediamo che questi interventi vadano sostenuti con fondi del turismo, con fondi dell'assessorato all'industria, che non vadano portate questi nuovi elementi commerciali legati all'attrattività, legati anche ai nuovi formati cross-mediali, addirittura alle sfilate di moda, cioè va tutto benissimo, però vorremmo che fossero continuati a finanziare con fondi che vengono da altri assessorati, perché sosteniamo la preeminenza culturale della legge 15. Questo è un punto fermo, cioè la legge 15 serve a creare cultura, a creare immaginari o anche a capovolgerli. Noi non vogliamo lavorare per Federalberghi, questo lavoro lo deve fare la Film Commission attraverso l'apertura, ma con fondi che non sono della legge cinema. Aggiungo un'ultima cosa che è questa, cioè questo Consiglio regionale ha attribuito 1 milione di euro a un festival singolo cinematografico. Perché non può attribuire 10 milioni di euro in 3 anni alla Film Commission? Punto di domanda. E qui chiudo. Grazie. Grazie Paolo Zucca. Noi tutti i contributi li stiamo scrivendo, li stiamo appuntando, poi siamo in registrazione, quindi tutto... c'è un contributo, mi segnalano che si chiama Niccolò Sacchi, mi perdonate, io avevo preso l'appunto e poi l'ho riletto Secchi, che in Sardegna è più facile. Non so se Niccolò segue, se vuole intervenire. Se no darei la parola a Bepi Vigna, in qualsiasi momento ci raggiunga può... Poi magari io chiedo, perché non sono un'esperta di leggi del cinema, chiedo a Marcello di aiutarci a capire se la legge nazionale è una legge inclusiva anche di queste altre tipologie di opere oppure no. Bepi Vigna, se vuole intervenire. Sì, sono Bepi Vigna, la mia attività è soprattutto quella di sceneggiatore, conosciuto più per il mio lavoro nel campo del fumetto e del racconto letterario, ma da sempre svolgo un'attività nel cinema, un'attività che svolgo più fuori dalla Sardegna. Non faccio parte di nessuna associazione sarda, non faccio parte di cinematografari, non faccio parte di nessuna consorteria né di registi né di sceneggiatori. Penso che però di essere dentro l'ambiente del cinema, perché frequento costantemente non solo festival ma produttori e network televisivi. Volevo dire una cosa brevissima, questo è giusto un piccolo cappello di presentazione, sull'identità sarda di cui anche Gianfranco parlava. Ecco, secondo me l'identità sarda si tutela e si valorizza portando la creatività isolana nel dibattito culturale internazionale. Il vero problema, secondo me, è uscire da un provincialismo che, secondo mia personale opinione, caratterizza in generale la produzione cinematografica sarda,
salvo naturalmente alcune eccezioni che ci sono felice che ci siano e che ritengo debbano costituire un indirizzo per tutti noi. Credo che una riforma della legge debba partire da una riflessione su quale cinema sardo possa essere utile e necessario, considerando l'attuale sistema dei media. È un problema non solo di contenuto delle nostre narrazioni, ma anche di forma delle narrazioni. In sostanza è un problema di valutazione della cultura a tutti i livelli degli autori. Ho terminato, grazie. Grazie Bepi Vigna per il contributo. Ha richiesto un momento la parola Gianfranco Cabiddu e poi darei la parola a Marcello. Allora, no, rapidissimo. Brevemente, Gianfranco, perdono. Sì. No, questo è un intervento personale, fermo restando il documento appunto sottoscritto da tutti, ed è diciamo un piccolo approfondimento, perché volevo sottolineare che quell'idealità valutata nel valutare praticamente quindi una legge come volano per dare gambe a un immaginario cinematografico in questa regione, ovviamente non è spacchettabile e divisibile per sottopunti, perché l'identità culturale, per essere libera e per manifestarsi, deve essere appunto libera, quindi non possiamo scrivere 5 punti se c'è una maestranza, oppure se c'è la lingua, oppure se c'è cosa, perché è la complessità dell'opera che fa l'identità sarda. Per questo io, e questo dico il mio parere, ma è solo mio, sostengo da tempo, ma ci arriveremo forse nella discussione, che questa identità debba essere quasi un prerequisito per entrare dentro la legge. Cioè praticamente andrebbe valutata, non mischiata a tutti gli altri punteggi che sono di carattere più valutabile, artistico, diciamo di valore del progetto, curriculum degli autori, eccetera, eccetera. Questa cosa non è mischiabile. Quella è una roba dove qualsiasi persona di cultura, come lo siamo tutti quando siamo di fronte a un film iracheno piuttosto che coreano, capiamo se siamo di fronte a un cucchiaione folcloristico o se siamo di fronte a una manifestazione culturale. Per cui dovremmo riuscire ad avere un'altezza di commissari che non scendano a patti su questa, che è una cosa che non c'entra con tutti gli altri elementi di valutazione. Per cui io da tempo sostengo che andrebbe fatta proprio come test d'ingresso per partecipare a questa legge, che è stata costruita proprio per esaltare quelle cose. Grazie Gianfranco Cabiddu. Un flash di Bepi Vigna e poi la parola a Marcello. Nel frattempo io chiedo a tutti su questi 2 punti, interesse regionale e apertura rispetto alla legge Franceschini, di sentire anche altri punti di vista. Bepi Vigna. Giusto per dire che quando sento parlare di identità, forse qualche riflessione in più andrebbe fatta. Per me l'identità è una questione di affetti, si lega ai valori che sono conosciuti, quindi esiste un'identità sarda in quanto ci sono affetti e valori che derivano dall'essere legati, nati o vissuti in Sardegna. La definizione di identità, visto che ogni tanto ricorre questa parola, forse richiederebbe una riflessione. Basta così. Darei la parola a Marcello, a cui appunto chiedo anche aiuto. Sì. Mi scuso che ho un po' di tosse. No, io volevo fare un paio di riflessioni. Allora, la prima è che mi trovo molto più in linea con, cioè, diciamo così, le cose che ha detto Giovanni Columbu, io le trovo molto ragionevoli. Mentre non mi trovo in linea tra il contenuto del documento che ha letto Cabiddu e, diciamo, l'impostazione con cui è stato letto, come se fosse un'impostazione critica. Allora, io non ho capito se qui qualcuno ha messo in giro la voce che si intenda per forza modificare la legge, modificarla strutturalmente e profondamente, stravolgendo un sistema, e addirittura abbia messo in giro la totale cretineria
che si intenda scrivere una legge non basata su un principio di eccezione culturale. Questo dato, forse noi, come metodo, abbiamo sbagliato a non chiarirlo al principio di questo processo in modo sufficientemente esplicito, ma per un semplice motivo, perché è assolutamente ovvio e lapalissiano. Cioè, qui si ricorda del processo fatto di interazione con l'Unione Europea come che se fosse chissà quale particolarità. In realtà è una normalissima valutazione di compatibilità degli aiuti di Stato, che fa qualunque aiuto di Stato e qualunque aiuto di Stato regionale o di una provincia autonoma. È un normalissimo processo, per i motivi che sappiamo, cioè perché qui stiamo parlando di nient'altro che di industria culturale, non semplicemente di cultura, di industria culturale, e quindi è solo in virtù di quell'eccezione culturale che possiamo, diciamo, in una qualche misura che viene giudicata compatibile, deformare un po' i principi di mercato puro. Ora, questa è la piattaforma su cui tutti noi camminiamo e viviamo, cioè questa è la piattaforma su cui vive la legge nazionale, vivono tutti i sistemi di leggi e incentivi regionali. Per cui uno statement che rivendichi che questo è il sistema, a me non può che trovarmi d'accordo. Il punto però è che vorrei anche passare avanti nel dibattito, perché questa, per quanto mi riguarda, è un'ovvietà. Cioè, una volta che ho detto che io tutelo l'eccezione culturale declinata come identità sarda, va benissimo, ma poi si deve parlare del come, perché nel come si determina quanti posti di lavoro creo, quanti premi faccio vincere agli autori sardi e ai produttori sardi e quanti soldi porto nella regione. Questo è il tema del discorso. Per cui, venendo ai 45 punti di cui discuteremo, io ho letto i provvedimenti dell'Unione Europea a cui ci stiamo riferendo, cioè la decisione in cui è stata giudicata la compatibilità. Mi riservo di chiedere un accesso a tutta l'istruttoria, ma nella decisione non c'è scritto da nessuna parte che quello sia un requisito che deve essere unico. C'è scritto semplicemente che alla luce di quel punteggio l'aiuto è compatibile. Ciò è compatibile con più scenari. Per esempio è compatibile con lo scenario dove io i 45 punti li trasformo non più, come hanno fatto praticamente tutte le regioni, in un unico macro criterio, ma li articolo in qualche sottocriterio. Questo perché? Perché attraverso i sottocriteri io riesco a vedere di più in profondità le opere, a capire come ciascuna parli e abbia ricadute in termini l'una del patrimonio, l'altra dell'identità in un certo senso, l'altra i maggiori ricadute, un'altra magari in un ancoraggio ancora più solido al tema della lingua. Cioè c'è tutto un mondo, e voi me lo insegnate nel dire identità sarda. Quello che io da tecnico mi permetto di dire è che averlo trasformato in una cosa che da sola pesa metà, ma che dentro c'ha di tutto e di più, perché c'ha veramente le cose più disparate, crea discrezionalità. Per cui questa discrezionalità, come sempre, può essere poi portare a dei risultati buoni, perché ho delle commissioni illuminate e una congiunzione di fattori astrali positiva, oppure a volte può portare invece a dei risultati che sono perfettibili. Allora noi qui ci dovremmo interrogare se c'è un modo, ma poi non solo incidendo su quello, ma anche andando magari a toccare le altre cose che abbiamo detto. Io vorrei parlare di più di sviluppo di opere, per esempio anche di altre forme narrative, dell'audiovisivo, cioè vorrei sentire magari interventi su quello, come si può provare a fare ancora di più, cioè portare ancora più sostegno a tutto il sistema, certamente non prescindendo dall'eccezione culturale, non prescindendo dall'identità regionale, perché quella è la piattaforma, per cui dobbiamo parlare del come e non del se, perché altrimenti parliamo di cose un po' pleonastiche. Grazie Marcello, mi sembra molto importante questo. C'è un intervento in chat di Ugo Murgia a cui io darei la parola volentieri, porta un punto di vista interessante, comunque come tutti, quindi se vuole può intervenire, poi Francesco Palomba. Sì, salve a tutti, io sono Ugo Murgia, abbiamo una società di produzione a Fiesole, ovviamente sono sardo, ci occupiamo di animazione, serie televisive, progetti appunto audiovisivi in senso ampio, perché abbiamo lavorato sul game, sul multimediale per tanti anni in collaborazione con altre società. No, riguardo al punto di Paolo Zucca, volevo solo puntualizzare il fatto che prodotti cross-mediali e audiovisivi non sono necessariamente legati all'aspetto, diciamo, turistico, commerciale, in quanto, per esempio, mi viene da pensare che su progetti più avanzati che si possono vedere
in paesi più organizzati da questo punto di vista, come la Francia, ci sono esempi di contenuti che sono sperimentali in un certo senso e che seguono lo sviluppo tecnologico, che sono molto interessanti dal punto di vista culturale. Ci sono società come Small Bang in Francia che appunto lavorano in questo senso e creano contenuti che sono di grande interesse e che possono essere molto molto adatti anche insomma, all'argomento di cui stiamo parlando, cioè quindi la specificità culturale. Solo questo appunto che riguarda anche appunto l'apertura verso l'audiovisivo che viene fatta da parte delle leggi del Ministero. Tutto qui. Grazie. Grazie Ugo Murgia. Sentiamo poi se ci sono altri interventi anche su questo. Scrivete anche in chat per aggiungere contributi a chi sta intervenendo. Francesco Palomba. Buongiorno. Innanzitutto grazie per avermi permesso di partecipare. Io sono un po' un outsider da questo punto di vista, mi sto addentrando dentro questo mondo, quindi è un onore sentir parlare persone già affermate che già lavorano nel settore da tanti anni. Il mio punto di vista appunto è da persona principalmente anche ignorante, perché sto entrando, sono neofita, però mi piacerebbe portare uno stimolo rispetto anche a quello che l'avvocato Marcello Stilli ha detto, no? Di trovare nuovi modi di permettere a questa industria, a questa macchina di cambiare. Personalmente io penso che sarebbe interessante, soprattutto se ci fosse un atteggiamento da parte del pubblico, della regione e quant'altro, se ci fosse una maggiore attenzione rispetto come dire, a farsi da incubatrice per quelli e quelle nuove personalità che vogliono entrare in questo mondo qua. E per come l'ho vissuta io, ci sono un po' di barriere all'entrata per una serie di motivi che non stiamo qua a dirci, abbastanza forti. Prima fra tutte, cosa ovvia che non è che sto criticando, nel senso, però prima fra tutte, se non c'è una casa di produzione, è quasi impossibile fare dei prodotti audiovisivi di alta qualità, a meno che non sei una persona assolutamente fortunata che ha un sacco di soldi di mamma e papà o quant'altro. Quindi sarebbe interessante se ci fossero più occasioni e possibilità nei confronti di persone singole o associazioni di poter contribuire a partecipare a questo mercato, non ovviamente allo stesso livello di una casa di produzione, ma con una dignità economica e tecnica che può poi portare a produzioni più grandi e quant'altro. Io poi mi taccio. Grazie Francesco, mi sembra un contributo importante, insomma, di un giovane che magari ha studiato e si sta preparando per entrare in questo mondo e segnala alcune difficoltà. Mi viene da pensare che se anche la Bocconi ormai da diversi anni fa una triennale, no, in economia e management dell'industria culturale e creativa, è proprio perché è un mondo che deve aprire un po' a innovazione e nuovi contributi. C'è ancora un flash, grazie Francesco, c'è ancora un flash richiesto di intervento di Giovanni Columbu. Io vorrei sentire, Giovanni ben venga, ma vorrei sentire anche altri contributi, quindi chi vuole si iscrive a parlare e poi passiamo a un altro tema che sono i criteri. Giovanni non vuole intervenire, passiamo... No, sì, Giovanni sono, un minuto. Vi domandi scusa, sì, una cosa velocissima. So di non avere il tempo per fare una riflessione motivata, quindi domando scusa se mi limiterò a produrre una enunciazione
che poi, se sarà possibile, approfondiremo. Lo dico intanto in relazione a alle cose interessanti e per altro verso che io condivido, dette dall'avvocato Marcello. Video. Prego? Scusate, Sì. attenzione ai microfoni, attenzione a non aprire i microfoni perché sentiamo rumori. Ecco, allora, dicevo, mi limito a produrre un'affermazione, me ne scuso, ma a mio parere l'identità sarda e in generale tutto quel che attiene alla cultura e al cinema, direi in generale, il cinema di carattere culturale, non deve essere totalmente slegato da un discorso che abbia a che fare con gli effetti connessi. Cioè non si parte dagli effetti per giudicare l'opera che li determina, si deve partire dall'opera. Se l'opera è buona, determinerà dei buoni effetti, quindi non dai costi e dai soldi che può indurre, ma dalla bontà dell'opera. Questo è il punto numero 1 su cui avrei moltissime argomentazioni da portare, ma che adesso non posso. L'altra cosa è che lo stesso... sì, no, vabbè, comunque questo era il punto fondamentale che volevo far presente. C'era qualcos'altro, però adesso mi sfugge e quindi mi fermo qui. Giovanni, darei la parola grazie. a Maria Perria e poi passerei a un altro tema. Ricordo che stiamo parlando di interesse regionale e apertura a altri generi. Ora, salve, Maria Grazia Perria. Maria Grazia, io ho letto. No, non so capire se io sono parte della Scusate, c'è un problema di audio. L'ho segnalato già, Emanuele, non attivare l'audio oppure chiedi di intervenire in chat. Ricordo a tutti che ho bisogno che vi iscriviate a parlare in chat per poter tenere i turni parola. Grazie. Do la parola a Maria Grazia. Allora, io non vorrei che sembrasse che in qualche modo per i firmatari del documento che ha letto Gianfranco, eccetera, sembrassero contrari a un cinema innovativo, anzi credo che sia tutto il contrario. Noi siamo per un cinema che punta all'innovazione e alla sperimentazione. Giovanni Columbu è, diciamo, uno sperimentatore di professione. E credo che il discrimine, come ha detto Giovanni, sia il valore dell'opera ed è quello che deve essere messo in primo piano. Voglio dire, possono essere prodotte molte opere che hanno come protagonista anche il paesaggio sardo, però è vero che non possiamo permettere che vengano prodotti in Sardegna film che magari hanno come, diciamo, paesaggio la Sardegna e che poi sul territorio lasciano soltanto soldi che vanno agli alberghi o ai ristoranti. Insomma, chiediamo che i soldi che vengono messi nel bando cinema siano soldi che in qualche modo facciano crescere tutto il cinema, anche il cinema nuovo, anche il cinema dei giovani. Noi peraltro ci siamo battuti perché nel bando rimanessero finanziati progetti persone fisiche, che sono un volano incredibile, un aiuto per sviluppare diciamo, il cinema delle nuove leve, cosa che invece è stato tolto senza alcuna, diciamo, neanche discussione. Non so come mai questo sia stato fatto. E poi volevo sollevare un altro problema. Io faccio parte, oltre che di 100 autori, Women in Film, un movimento anche di DEAS, che è le donne audiovisive in Sardegna, che è un gruppo che riunisce 150 donne che lavorano in questo settore e che ha sollevato anche con gli uffici il problema. In qualche modo noi abbiamo chiesto di avere dei dati, per esempio, sulla presenza femminile all'interno dei bandi, però ci è stato detto che non c'è. E qui sollevo un altro problema, perché, come dire, una valutazione su quello che è stato l'impatto della legge dalla sua fondazione a oggi non è stato fatto. Credo che sia un compito che debba essere svolto da
dall'università o comunque insomma per fare un lavoro serio. Ma i dati, per esempio, sulla presenza delle donne all'interno del cinema sardo non c'è. Abbiamo però i dati, diciamo così, nazionali e internazionali che sono molto sconfortanti, soprattutto in funzioni apicali, diciamo, come autrici le donne sono quasi inesistenti, non parliamo di quelle che arrivano nelle sale. Credo che dovendo pensare a una modernizzazione, a un'attualizzazione della legge rispetto a quella nazionale, vada previsto anche un provvedimento che riguarda l'incentivazione sia delle donne che dei giovani nel cinema. Grazie, grazie davvero Maria Grazia, anche su questo è arrivato un contributo puntuale, quindi poi tutti saranno valorizzati. Chiedo scusa, ha chiesto la parola Bonifacio Angius, a cui io leggevo un'etichetta differente. Gli do la parola. Ci siamo o chiedo anche alle colleghe? C'era Bonifacio Angius con un'etichetta Emanuele Didu che voleva intervenire, ma non lo ritrovo. Ci sono ancora interventi in chat, invito sempre tutti a leggerla. Allora, io direi che abbiamo molti contributi su questo tema. Marcello, non so se volevi aggiungere qualcosa o passiamo al lavoro sui criteri. Sì, solo una battuta. Ribadisco dopo aver sentito parlare di Maria Pernia che appunto secondo me, come sempre, quando poi uno cerca di fissare su carta pensieri complessi, c'è una distanza in realtà tra la posizione che emerge lì e le vere intenzioni, cioè anche le cose che le ha detto, il fatto che bisognerebbe cercare di dare più apertura ai giovani, poi bisogna discutere dello strumento, cioè dell'apertura alle persone fisiche, che è una cosa che, dico la mia opinione puramente personale, cioè da un lato auspico molto, dall'altro purtroppo spesso viene evitata perché crea sempre delle difficoltà amministrative non da poco, cioè è difficile gestirlo come strumento, ma sono d'accordo che va trovato un modo. Però ecco, io credo molto alla buona fede, cioè che secondo me emerge dalle sue parole, cioè lei dice non è assolutamente vero che i firmatari del documento siano, non voglio che sembrino sostenitori di una maggiore chiusura, di non apertura a giovani, a forme più sperimentali, dice quello che è importante ancora è stato detto da Francesco, mi pare da chi è intervenuto prima, lei forse il nuovo Columbu, è il valore delle opere. Io dico, però da tecnico, d'accordo, vi credo, magari ad oggi siamo stati anche fortunati perché ci sono state persone lungimiranti che comunque hanno portato a un processo di selezione di grandi talenti, perché insomma basta vedere le opere che sono state fatte, no? Però fosse stato per la legge non era proprio tanto scontato, perché i requisiti non sono congegnati in un modo da far emergere necessariamente quelle cose che stiamo dicendo. Cioè questa apertura ai giovani francamente non la vedo così forte. Il fatto che un'opera che abbia un valore artistico maggiore prevalga non ne sono così scontato se io do al valore artistico 15 e 45 a un requisito macro formulato in termini totalmente generici. Poi magari chi l'ha applicato ha dato 45 alle opere di autori bravissimi e sono uscite opere ottime, selezionate. Però non è un modo di strutturare un sistema, perché poi sui grandi numeri ci scappano anche degli errori. Quindi poi il sistema non è che funziona nel modo perfetto. Non è che nessuno sta dicendo che non ha prodotto ottimi risultati, ma è magari perfettibile in questo. Grazie Marcello. C'è un breve riscontro che vorrebbe dare Maria Grazia. E l'audio? Sì. Allora, volevo dire, rispetto alle persone fisiche, è chiaro che così come era stato pensato non funzionava, perché
erano praticamente la rendicontazione era uguale che per i cortometraggi che si appoggiavano a case di produzione. Io sto pensando a misure che sono state pensate anche in altre regioni e che sono a fondo perduto. Decidiamo di investire su 10 progetti che riteniamo validi, dando un piccolo contributo a giovani che vogliono sperimentare, affacciarsi, eccetera, e decidiamo che non chiediamo la rendicontazione. Credo che questa cosa sia possibile, non so magari se all'interno della legge o come decreto attuativo, eccetera. Poi mi sono dimenticata l'altra cosa a cui volevo rispondere, però insomma questo mi sembra... Su questo, Maria Grazia, c'è anche un intervento in chat che dicono anche per i giovani la cosa più importante da fare sarebbe rinnovare il finanziamento al capitolo di spesa dedicato alle borse di studio con uno stanziamento esatto, che adeguato. Che è stato sospeso e invece sarebbe fondamentale. Poi volevo anche dire che questa cosa della persona fisica è anche importante perché appunto proprio per favorire un cinema innovativo e sperimentale, molto spesso i produttori non producono cortometraggi perché, come dire, non ne vedono, diciamo così, uno sviluppo dal punto di vista del mercato, e questo in qualche modo non favorisce l'uscita appunto di progetti sperimentali che invece sfuggono a delle logiche produttive che sono più di mercato. Credo che sia uno spazio di libertà e di creatività che vada preservato. Grazie. Bene, io direi che abbiamo davvero tanti contributi su questo tema e vi ringrazio. Grazie a Francesca, preso diversi appunti, anche se poi abbiamo le registrazioni più intere. Allora, passiamo a un secondo tema che vi avevamo preannunciato, il tema dei criteri di selezione delle opere. È stato detto diverse volte, non è la norma, è l'insieme anche dei decreti attuativi, dei bandi, eccetera. Quindi apriamo un altro, vediamolo sul Visio un momento qual è il tema e poi apriamo l'interazione digitale. Vi volevamo porre appunto alcune domande. Abbiamo provato a, ecco, un po' è un tema che già in parte è emerso, quindi dovrebbe essere assegnata una maggior rilevanza o no al potenziale di diffusione economico delle opere, dovrebbe essere assegnata maggior rilevanza a validità dei progetti se svolti o coinvolgenti aziende e talenti sardi, anche a prescindere dai riferimenti. Quindi un po' abbiamo provato a mettere a paragone i punteggi della legge, quindi criteri di selezione delle opere, con i punteggi stabiliti anche negli ultimi bandi che sono stati pubblicati davvero poco tempo fa. E vorremmo come base di partenza per la discussione che poi apriamo chiedervi con un'interazione digitale, l'abbiamo già fatto nell'incontro di avvio, ma oggi lo chiediamo diversificato sulle 3 tipologie di finanziamenti, di incentivi, quindi sceneggiatura, cortometraggi e lungometraggi. Come vedreste, quale valore, quali valori pensate che i seguenti criteri di valutazione dovrebbero avere? Quindi la prima domanda che vi facciamo, se riprendete la pagina basta che facciate un refresh o un go to slide e dovreste ritrovarvi davanti a questa domanda. Quindi fatto 100 dovete assegnare a tutti i criteri quello che secondo voi dovrebbe essere un punteggio da attribuire. Sono molto importanti le proposte concrete, ne avete fatto diverse, interessanti, quindi usate la chat anche parallelamente al nostro lavoro per portare contributi e soprattutto anche proposte. Poi parliamo del bando persone fisiche. Perfetto.
anche se diversi aspetti li state già evidenziando. Per chiudere la risposta dovete assegnare i 100 punti a questi 5 criteri che sono quelli dei progetti di sceneggiatura. Chiedo a tutti di portare un contributo, anche questo è un aspetto importante, quindi vi chiedo di rientrare nell'interazione digitale, così in pochi minuti abbiamo una base di discussione su cui poi aprire gli interventi. Iniziamo a mostrarli, siamo a una quarantina. Allora, un 32% al momento abbiamo un pari, un 32, un 31 tra valore artistico e tecnico e valorizzazione dell'identità regionale. Un 14, un 13 dei curriculum degli autori, curriculum del produttore, un 10% risultati di precedenti progetti. Vediamo, ci state raggiungendo, vediamo se... Vedo nuovamente Bonifacio Angius, mi dispiace che quando gli ho dato la parola non fosse connesso, magari come finiamo questa interazione sui criteri di selezione delle opere, poi gli posso ridare la parola. Allora, direi che si è abbastanza stabilizzato in questo modo, quindi principali 32-31% valore artistico e tecnico e valorizzazione dell'identità regionale, intorno al 13-14% i curriculum del produttore e degli autori e un 10% i risultati di precedenti progetti. Grazie. Stessa cosa vi chiediamo quindi sempre di attribuire un valore 100 ai criteri di valutazione nella produzione di cortometraggi. Questi sono di più, sono 8 e anche qui provate a distribuire i 100, il valore 100 . Facciamo velocemente così poi andiamo a discutere. Molto interessante anche il contributo in chat, vi chiedo di interagire anche in questo modo, così quindi come distribuireste i criteri di valutazione nella produzione di cortometraggi in futuro? Ancora un attimo, state rispondendo rapidamente. Possiamo iniziare a mostrare, Francesca, abbiamo già oltre 40 risposte. Allora, ingrandiamolo un po', ci dovrei riuscire io. Si sta ancora un po' muovendo. Allora, abbiamo un 20... Aspettiamo ancora un attimo. Allora, un 28%, un 26% al momento tra valore artistico e tecnico e valorizzazione dell'identità regionale, un 10%, un 9,9% tra ricaduta economica e validità economico-finanziaria, curriculum degli autori, curriculum del produttore. Questo è un criterio che c'è solo per i cortometraggi, materiale girato precedentemente
a un 6% e risultati di precedenti progetti un 5%. Quindi valore artistico e tecnico col 28%, subito a seguire la valorizzazione dell'identità e poi intorno al 10% abbiamo un altro blocco. Bene, nel frattempo ci ha raggiunto Enrico Spanu che pone domande in chat. Magari non torniamo su cose già dette, poi potrà sentire le registrazioni, però vediamo una prossima e poi torniamo in discussione. Qui riguarda la domanda la coproduzione di lungometraggi, quindi stessa domanda: quanto pensate che dovrebbero valere i criteri di valutazione dei bandi in futuro? I criteri sono quelli, sono definiti dalla legge, varia il peso che si dà a ciascuno. Davvero? Sì, sì. Attenzione alle microfoni aperti. Ancora un attimo e poi mostriamo questo e andiamo a torniamo sul nostro pannello dei criteri e ragioniamo sui criteri di valutazione delle opere. Possiamo mostrare, Francesca, poi magari cambierà ancora di poco man mano che si collegano. Allora, siamo lì un 29%, un 28% tra valore artistico e tecnico e valorizzazione dell'identità. Curriculum degli autori un 10, 10 e 10 la validità economica e le ricadute economiche, 8 curriculum di produttore e distributore, 7% i risultati di precedenti progetti. Bene, mi sembra che anche questo sia stabilizzato. Molto allineato anche al precedente. Sì, esatto Marcello, grazie del contributo. Francesca, possiamo poi riportare sul visio e fra un attimo riaprire la... Ah, perdonatemi, no, hai ragione tu, scusatemi, grazie. C'è un'altra domanda su questo che vi vogliamo fare che riguarda la commissione tecnica di valutazione, che è un altro aspetto importante. Oggi la commissione è unica per tutti i formati e le fasi e vi chiediamo se secondo voi dovrebbe essere unica per tutti i formati e le fasi oppure differenziata, una per i cortometraggi, una per i lungometraggi, una per lo sviluppo, oppure altro, e magari poi ci portate un contributo in chat anche su questo punto. Abbiamo ancora diversi temi da trattare, abbiamo lavorato sulle finalità, sull'interesse regionale, sull'apertura cinema audiovisivo, stiamo lavorando sui criteri di selezione delle opere e poi andremo ai bandi e agli incentivi. Avete già portato su questo tema anche diversi contributi in chat, quindi proseguiamo così. Allora andiamo a mostrare anche questa risposta. Allora, il 73% ci dice una per cortometraggi, una per lungometraggi, una per lo sviluppo, un 15% una unica e c'è un 12% di altro e vi ringrazio perché qualcuno sta già scrivendo in chat che cosa intende per altro, quindi nuove proposte. Bene, grazie. Benissimo, quindi grazie dei contributi che state portando in chat, chiedo a tutti di leggerli. Siamo andati un po' oltre sul tema delle finalità della legge, quindi vi chiederei di non tornare su temi trattati, tanto c'è
ci sono i video e si può tornare su questo. Allora, doveva intervenire prima Bonifacio Angius, che non c'era quando l'ho chiamato a intervenire. Vediamo se riesce a raggiungerci adesso. Non riusciamo a essere coincidenti coi tempi. Allora, il tema quindi che vogliamo adesso aprire rapidamente sono questi risultati che abbiamo portato dall'interazione digitale, confrontati magari con quelli che sono i pesi oggi dei criteri, anche dei bandi che sono stati appena pubblicati. Magari se volete su questo qualche brevissimo spunto di riflessione, qualche proposta concreta, molto volentieri. Intanto noi fra un attimo le visualizziamo. C'è Angius. C'è Angius, allora diamo la parola a Bonifacio Angius, chiediamo un intervento. Io non lo vedo, non lo sento. Dovrebbe bisogna attivare il microfono. Dovrebbe attivare il microfono. Dovrebbe attivare il microfono, la vediamo ma non vediamo. Attiva audio. Ci siamo? Attiva audio. Ci riusciamo? Audio. Perfetto, adesso vai Bonifacio, ci sei. Finalmente ci riusciamo. Sì. Mi vedete dritto? Ti sentiamo adesso bene. Non vediamo, Ti però sentiamo. va bene uguale. Sono bello? Non so, voleva Ti sentiamo intervenire forte e chiaro, forza. Siamo sui criteri, No, non so se era su questo tenuto, l'intervento. Ho tenuto volevo accedere anche all'area video perché mi sembrava giusto e doveroso, visto che è si chiama una videochiamata, mi sembrerebbe giusto che si veda anche il video, giusto, no? Sì, ci siamo. Vedete? Vediamo e sentiamo, grazie. Ok, io ho avuto, mi dispiace, una percezione di tutta questa, diciamo, di tutto questo dibattito completamente interrotta, sbilenca, non ho capito praticamente, mi dispiace, non è colpa vostra, probabilmente è colpa mia, del mio telefono, di come mi sono posto io nel metodo, nel modo in cui ho cercato di entrare. Non lo so, la tecnologia... Adesso ci siamo però, un contributo, grazie. Sì, io credo che il cinema abbia una questione che sia fondamentale. Citare ormai, ma non so quanti l'abbiano detto, probabilmente l'hanno detto da Pablo Neruda a Italo Calvino a Guy de Maupassant, a degli altri grandi scrittori, e dicevano: racconta il tuo pianerottolo, il tuo quartiere e racconterai tutto il mondo. Io vorrei citare in questo caso un cineasta molto importante nella storia della Bonifacio, chiedo mondiale, scusa, che la si chiama sentiamo. Martin Scorsese. Sentiamo che ha fatto malissimo. I suoi primi tre film, che poi sono... Provo a disattivare io il video. Come? Okay. Proviamo a disattivare il video perché si sente molto male. Proviamo così? Sì, proviamo a disabilitare il video, così magari funziona meglio. Io credo che Martin Scorsese abbia portato alla luce i problemi della propria città, di New York,
rappresentando le grandi contraddizioni che facevano parte della sua città, e quindi raccontando assassini, raccontando diciamo killer, raccontando quello che era in quel momento per lui più affascinante, perché in quel momento credo che ci fosse in un certo senso una critica non moralista, ma in un certo senso voleva mostrare: ecco dove viviamo noi newyorkesi, che vogliamo sempre far credere agli altri di essere invece la città migliore, la città più come dire, più prosperosa del mondo, ok? E quindi questo secondo me è molto importante. Una volta c'è stato uno dei critici più importanti della scena italiana che quando ha fatto la recensione di un mio film dove venivano mostrati due accattoni, due poveri disgraziati, cioè lui era un alcolista e lei era una povera donna che aveva alle spalle solo una vita di macerie, si innamorano e riescono a ritrovare la via per riprendersi e riportare via tra le loro braccia dell'amore della madre. Questo critico disse: che figo che è essere sardi. Quindi io credo che in questo senso bisognerebbe agire, cioè raccontare la propria cultura non significa soltanto raccontarne le bellezze, non significa soltanto raccontarne i pregi, non significa soltanto raccontarne la magniloquenza e insomma è tutto quello che ne viene appresso. Cioè io credo che anche un mandarino o una pera sappia che il mare di Sardegna sia un bel mare, lo sappia, io credo che lo sappia anche il Muro. Non c'è bisogno di fare pubblicità al mare di Sardegna, perché io credo che lo sappia chiunque, insomma, ormai è qualcosa di veramente retorico e di veramente anche snervante quando io lo vedo in TV o lo vedo in qualunque reclame che porti in giro la Sardegna del mondo. La stessa cosa succede con l'ICNUSA, che è poi perché sappiate benissimo che noi dopo gli irlandesi siamo come popolazione, io non ne sono tanto felice, siamo tra le popolazioni che hanno più come dire, mi dispiace molto dirlo, però è così purtroppo, ha come dire le maggiori morti per cirrosi epatica, per esempio. Eppure siamo famosi nel mondo per l'ICNUSA. Adesso io non ce l'ho contro il marchio ICNUSA, però il fatto che la Sardegna sia soltanto famosa nel mondo per la birra, per le feste, quindi, e per il mare bello e il sole, mi sembra qualcosa che ci riporti indietro a secoli fa, in cui si vedeva questa terra incontaminata, in cui non vi era nient'altro che la natura selvaggia, e che quindi non si poteva che riconoscere le bellezze
sconfinate dei propri paesaggi. Infatti questo si vede in Lina Wertmüller, per esempio, grande regista che è riuscita a costruire un film bellissimo, proprio perché come si dice, l'isolamento nutriva un fascino, però non credo che sia più così. Io credo che adesso vada raccontata un'isola dove ci sono tanti problemi, dove ci sono tanti esseri umani che soffrono, tanti esseri umani che hanno delle idee anche narrative. Questo l'ha dimostrato anche la letteratura. Abbiamo i più grandi scrittori italiani, sono sardi. Perché i più grandi registi italiani? E io posso dire che adesso quel mio ultimo film, che non ha avuto grossi finanziamenti, diciamo, tranne l'aiuto importantissimo della Film Commission, però non ha avuto grandi finanziamenti anzi zero praticamente dalla regione, è considerato tra i migliori film dell'anno. E niente, tutto qua. Io credo che la forza delle idee sia la cosa che vada mantenuta di più, punto. Grazie Bonifacio. E che vada spinta sempre di più. Grazie Bonifacio. Anche in chat ci sono, Nevina, molti commenti. Hai centrato, ci Accordo. molte conferme di quanto tu dici ed è importantissimo continuare in questa riflessione. Grazie. Mi pare che subito dopo Bonifacio avesse chiesto la parola proprio Enrico Pau, che concorda con quanto ha detto Bonifacio, ma penso che, se non ho sbagliato nell'ordine degli interventi, Serenella sia proprio Enrico ad avere chiesto la parola. Sì, grazie Nevina, quindi grazie Bonifacio Angius, ci sono molti commenti in chat, quindi invito tutti a leggerli. Chiedo anche a Francesca magari di iniziare anche a proiettare il visio di ciò che è appunto il contributo che avete portato sui criteri, e prima di riprendere questo discorso do la parola a Enrico Pau. Vi ricordo che stiamo ragionando su il peso dei criteri per i diversi bandi. Allora, intanto va bene, volevo ringraziare Bonifacio perché credo che abbia in qualche modo... Mi sentite, vero? Sì. Sì, sì. Mi vedete anche? Sì? Sì. Perfetto, scusami. Sono assolutamente d'accordo con Bonifacio e credo che in qualche modo rappresenti il suo intervento, il racconto, la parabola di quello che è stato questo processo che ha portato alla nascita di un cinema della nostra regione e successivamente alla nascita di una legge. Allora, io ho una certa esperienza di incontri che vengono fatti di questo tipo, ne ho fatto parecchi nella mia vita. E infatti qua mi rivolgo al dottor Mustilli, all'avvocato. Ho visto l'avvocato ha un'esperienza incredibile da un punto di vista proprio del diritto applicato al cinema. Allora, gli rivolgo una domanda perché sinceramente non posso staccare di dosso da me una sensazione, che è quella che in qualche misura, da quelle cose che ho sentito dai suoi interventi, la sensazione che ci sia già un pensiero fondamentalmente relativo alla legge, è che la presenza di un mediatore così autorevole, così importante, in qualche modo non stia indirizzando fondamentalmente tutto questo processo, tutto questo dibattito verso una direzione, insomma, che può essere più o meno condivisibile, che vedo apparentemente stiamo condividendo, cioè nel senso che per esempio io sono rimasto un po' sorpreso da tutta la prima parte che si poteva fare con largo, lo dico a Serenella che ha condotto fino adesso con grande competenza questo incontro, ma tutta quella prima parte, diciamo circa 20 minuti, si poteva risolvere magari
anticipatamente, perché erano domande, diciamo, abbastanza relative comunque alla vicenda artistica di tutte le persone che più o meno hanno partecipato al dibattito, e magari entrare poi direttamente, però questo, diciamo, non ha inficiato minimamente il dibattito, anzi secondo me stiamo facendo un ragionamento di altissimo profilo, ed è molto interessante che vengano fuori chiaramente le questioni, insomma, relativamente alla legge. Mi sembra Enrico, ovvio. andiamo al punto, perché abbiamo 1 o 2 minuti e poi dobbiamo... Grazie. Voglio solamente dire Poi replico su una cosa solo. sì, comunque mi sembra ovvio che ci sia da parte, diciamo, di un gruppo anche piuttosto nutrito di autori, ma non solo, come avete visto, insomma, la difesa di qualcosa che ha reso possibile, qualcosa che francamente, guardandolo anche in una prospettiva, diciamo, più larga, anche nazionale, è, direi, piuttosto importante, e credo che sinceramente probabilmente ci sia il desiderio di migliorare la legge, di migliorare questo processo, ma come ha detto Giovanni Columbu, questo dal mio punto di vista non può avvenire in qualche modo non tenendo conto di quali sono le priorità fondamentali di questo fenomeno che è successo, di qualcosa che è accaduto, che è frutto di un lavoro lungo, tenace, e che ha dato, a mio parere, dei risultati piuttosto importanti. Con questo non voglio dire che non sia necessario discutere, anzi sono qua a ringraziarvi perché ciò sta accadendo, sta avvenendo, e niente, insomma, scusate, mi sono dilungato anche troppo, poi magari se ci sarà la possibilità dopo di integrare questo discorso, però vi ho in qualche modo posto le questioni. Grazie Enrico. L'unica differenza è un aspetto di processo che per noi è rilevante. I questionari che avete inviato li abbiamo visti noi, è differente, no? È un dialogo 1 a 1. Invece vedere come è rappresentata la platea dei partecipanti oggi da parte di tutti, gli anni di esperienza, che ci sono giovani, che ci sono altri generi, ok? Pensiamo che sia di interesse di tutto il gruppo. È solo questa la differenza. Grazie. Io chiederei di stare sui criteri. C'era un intervento di, chiedo scusa perché tra chat e tutto, di Stefania Muresu in chat, che portava esempi anche di altre regioni. Non so se vuole intervenire. Per favore, potrei dire un'ultima cosa e poi... Certo, Bonifacio, io ho visto la mano alzata ma non capivo. Prego, prego. Allora, io vorrei dire una cosa molto importante, molto importante. Allora, i film sono un veicolo che portano la regione e i luoghi in giro per il mondo. Allora, i miei film... Io forse sembro più vecchio perché fare questo lavoro è talmente duro che forse si invecchia prima, ma io ho 39 anni. Io ho solo 39 anni. I miei film sono stati visti in tutti i continenti. Tutti i continenti. Mi sentite? Sì, Bonifacio, ti sentiamo bene. Sentiamo bene, Prego, Bonifacio. procedi. Ok, allora quello che volevo dire è che dovrebbe avere autorevolezza di poter esprimere un'opinione. Non dico che non deve avere autorevolezza di esprimere una propria opinione chi ha meno come dire, stellette applicate al petto o tacche sul cosiddetto bastone, no? Di quando si va a caccia. Però credo che questo valga molto, cioè credo che questo vada molto rispettato e che noi che abbiamo portato in giro per il mondo la Sardegna, andiamo rispettati, andiamo salvaguardati, andiamo in un certo senso protetti perché senza di noi questo non sarebbe mai potuto succedere.
ed è impossibile andare avanti con questo andazzo in cui vi sono persone che non hanno, io lo dico col cuore in mano, che non hanno nel loro bastone neanche un'attacca, e pretendono di poter dettare legge in una condizione in cui non vi è nessun tipo di come dire, di riscontro, se non su quel tipo di bastone. Cioè, quante volte è stato portato al cinema un tuo film? Quante volte è stato portato in giro per il mondo un tuo lavoro audiovisivo? Quante volte? Io sono fiero che i miei film sono stati visti in tutti i 5 continenti, sono stati visti, non dico, da centinaia di migliaia di persone. Centinaia di migliaia di persone. Questo non può essere cancellato. E per cosa poi? E io le ricordo, onorevole, che sono sempre quello che è stato finanziato di meno dalla legge del cinema in Sardegna, proprio perché non avevo nessuno che mi proteggeva, nessuno che portava avanti le mie istanze. Grazie Bonifacio anche di questo contributo accalorato. Io avevo chiesto se volesse prendere la parola che aveva scritto in chat un intervento che è stato ripreso, Stefania Muresu, se vuole intervenire su questo. Nel frattempo vi mostro però che Francesca ha nel frattempo riportato, giusto per avere un paragone che ci aiuta, no? I criteri che avete espresso con l'interazione digitale rispetto a quelli che oggi sono nei bandi attuali. Così magari vediamo un confronto rapidamente tra noi e poi facciamo delle riflessioni. Non so se Stefania vuole intervenire adesso o se vogliamo vedere rapidamente i punteggi. Trovate per ognuna... Che intervenga adesso. Io, se vuoi, se è possibile, vorrei dire 2 parole. Marcello, prima o dopo i criteri? Dimmi tu, se vuoi anche subito. Vai. Va bene, brevissimo. È stimolante la riflessione lanciata in chat sullo standing della Commissione, però diciamo, secondo me porta un po' a conseguenze estreme. Una commissione che ha un alto livello sicuramente probabilmente giudica bene anche laddove la legge sia zoppicante, i criteri siano zoppicanti, però devo dire la verità, portandola all'estremo mi sembra sia un po' verso il principio del sovrano illuminato, cioè io mi affido ciecamente nelle mani dei commissari perché hanno un elevato standing. Io, diciamo, per esperienza ho fatto parte di molte commissioni. Vi confesso che da commissario, non parlo del mio standing, ma parlo di quello molto alto di persone che ho avuto la fortuna di avere in commissione. Cioè era imbarazzo laddove noi avevamo troppa discrezionalità, perché chiunque esprime un giudizio per un principio democratico deve essere in grado di motivarlo. E meglio lo motiva e più vuol dire che c'è un processo democratico in corso trasparente. Questo viene chiesto proprio ormai dalla legge, sono dei principi sull'attività amministrativa. Per cui normalmente, e su questo sono saltati anche concorsi e assegnazioni di contributi, cosa che per fortuna so che in Sardegna non è capitata, ma in situazioni molto simili sono stati impugnati e dichiarati illegittimi le griglie di criteri che erano troppo macro e non spacchettati in sottocriteri. Perché? Proprio perché lasciano un eccesso di discrezionalità ai commissari, i quali saranno anche le persone migliori del mondo. Ma come tutti noi, se non li costringi ad articolare punto per punto, sottopunto per sottopunto, perché secondo loro una cosa ha più valore culturale di un'altra, può darsi che si stiano sbagliando, può darsi che siano influenzati da altri elementi. Per cui spacchettare i criteri vuol dire solo creare più trasparenza, non vuol dire trasformare poi il giudizio finale, perché se le motivazioni erano valide, con più criteri
che articolano, diciamo, in sottopunti quel concetto di identità e di culturalità, si dovrebbe raggiungere lo stesso risultato solo motivandolo in un modo più trasparente. Grazie Marcello. Sì, ci sono 2 interventi richiesti. Vi chiedo di non alzare le mani, ma di scrivere in chat rivolti a tutti. Quindi io ho una prenotazione di Salvatore Mereu, di Francesco Rubattu, e volevo scorrere un momento e vederli insieme a voi. Vorrei che stessimo su questo tema, se possibile, perché ne abbiamo altri 3 da trattare importanti su cui vorremmo il vostro contributo. Allora, valore artistico e tecnico. In tutti e 3 i bandi è previsto un punteggio del 15%, lo vedete, di 15 punti su 100, chiedo scusa. Questi sotto in rosso sono quelli che avete dato voi. Infatti Bonifacio, quello che avete scritto voi, però vi prego di non aprire e parlare, perché sennò siamo in 76 e c'è il finimondo. Quello che avete proposto voi con l'interazione digitale sono 32 per le sceneggiature, 28 per i cortometraggi e 28 per i lungometraggi. Leggo solo, lo vedete anche voi perché è scritto. Per la valorizzazione dell'identità regionale attualmente in tutti e 3 i bandi c'è un punteggio di 45 punti, le vostre proposte sono 31 su sceneggiatura, 25 su cortometraggi e 27 su lungometraggi. Curriculum degli autori attualmente sono 15 punti, 8 punti, 10 punti e la vostra proposta è, devo dire, molto vicina, 14, 9, 11. Non si discosta di tanto come invece per i punti superiori, in cui in un caso avete chiesto in qualche modo di alzarli e nell'altro di abbassarli. Ancora la validità economico e finanziaria, anche questa non si discosta di tanto, è presente solo nei cortometraggi e nei lungometraggi, 8 punti, 10 punti che diventano 10 e 10. Per quanto riguarda le ricadute economiche, sui lungometraggi sono previsti 5 punti e nella proposta sono 10, e sui cortometraggi siamo vicini, 9 punti, 10 punti. Scorriamo ancora. Gli ultimi criteri sono questi: curriculum del produttore e del distributore, fino a 10 punti, 5 e 10, non si discosta di tanto perché dite 13, 7 e 7, si alzano leggermente. Risultati di precedenti progetti al momento è 15, 5, 5 e l'ipotesi è 10, 5, 7, insomma la proposta. Quindi in alcuni casi sono abbastanza confermativi, in altri casi c'è un po' di variazione. Vi chiederei magari di stare un momento nella discussione su questo e poi passerei ai bandi e agli incentivi, che è un altro tema fondamentale da discutere oggi. Cerchiamo di dare un occhio anche ai tempi per riuscire a parlare di tutto. Allora, Stefania Muresu, non so se volesse intervenire, aveva fatto un intervento in chat che è stato ripreso. Poi Salvatore Mereu e Salvatore Mereu, la parola. Vi chiedo solo interventi rapidi e poi Francesco Rubattu ha chiesto la parola. Gianni Tecchi. Salvatore, ti sentiamo? Io vi chiamo tutti per nome per facilità, poi prego. Non sentiamo. Forse do la parola a Francesco Rubattu e poi riprendiamo l'ordine con Salvatore Mereu. Io sto segnando tutti chi ha chiesto di intervenire. Buongiorno a tutti, grazie. Andrò avanti senza riaffrontare il tema del cinema sardo, cinema sulla Sardegna, perché ho visto che questa identità culturale è un tema molto importante di questa discussione. Però la mia domanda, e più che altro spunto di riflessione, è affrontare, secondo me, il punto D dei criteri, ossia la validità economico-finanziaria, perché ho sentito parlare molto della validità del progetto, della validità anche dell'apporto culturale che ha un progetto sul territorio in cui viene girato, appunto in questo caso la Sardegna,
però ho sentito veramente affrontare molto poco e soprattutto discutere poco e in conclusione vedere anche che il punteggio della validità economico-finanziaria viene comunque sostenuto a un punteggio molto basso, secondo me, perché invece di affrontare questo scontro tra A e B, ossia valore artistico e valorizzazione dell'identità regionale, ritornare sulla validità economica, ossia un progetto che sia, come posso dire, antropologico o meno, deve avere un riscontro nazionale e internazionale. E questo viene rappresentato con i criteri seguenti, il D e l'E. Allora la mia domanda, più che altro, è perché nessuno vuole affrontare questo tema, ossia aumentare il punteggio della validità economica finanziaria, ossia non solo rimanere dentro, come posso dire, il ruolo di autore, scrivere una storia per se stesso, ma cominciare anche a entrare nell'ottica di scrivere una storia per un pubblico. Quindi, ritornando appunto su questo tema, validità economico-finanziaria dovrebbe essere aumentata, a mio parere, perché rappresenta un autore che si è confrontato non solo con la sua propria azienda, ma ha trovato una coproduzione, ha trovato un distributore, ha partecipato a dei pitch, a dei co-production forum. E secondo me è questa, a mio parere, la chiave per evitare quello che appunto si sta creando in questi ultimi anni, ossia uno scontro tra valorità artistica o valorizzazione di identità culturale. Perché secondo me il fine, alla fine, è l'unico. Portare una storia sarda, una storia sulla Sardegna o di un autore sardo fuori dalla regione e quindi confrontarsi con un mercato, perché non stiamo parlando di, secondo me, opere culturali, ma stiamo parlando in questo momento di un'industria culturale e quindi ci dobbiamo aprire come un'industria al mercato. Quindi mi piacerebbe che si affrontasse anche questo punto. Era più che altro una preghiera, più che altro. Grazie. Grazie Francesco Rubato. Io ricordo a tutti che per prendere turno parola, se volete che tenga un minimo di ordine, dovete scrivere in chat a tutti. Va bene? Grazie. Così cerco di tenere i turni. Gianni Tetti? Eccolo. Salve, mi vedete, mi sentite? Niente, ma molto brevemente, solamente per dire che io credo che si debba, nella valutazione dei criteri, d'accordissimo con tutto quello che ha detto Bonifacio, credo che si debba nella valutazione dei criteri evitare il paradosso che un film di cui si riconosce all'interno dei criteri un alto valore culturale e artistico non venga poi selezionato perché magari non gli si riconosce altrettanto valore nel discorso identitario che ha quasi la metà di tutto il coefficiente punteggio. E questo è un paradosso, questo è paradossale ed è grave che possa succedere. Quando non succede è perché la commissione, mettendosi la mano sulla coscienza, magari interessato a un determinato regista, fa un giochino sui punteggi, e questo non deve succedere. Il film deve essere valutato primariamente con criteri che siano di tipo culturale e artistico, e chiaramente deve essere accertato che ci sono anche dei discorsi, generalizzo, identitari, ecco, generalizzo, scusatemi, ma ci siamo capiti, no? E dobbiamo evitare in tutti i modi questo paradosso, cioè che un film di cui anche una commissione riconosce altissime qualità culturali non rientri magari in quei 3, 4 o 5 che vengono finanziati quell'anno, perché ai noi magari il discorso identitario è un po' più basso e quindi poi si va a premiare col mero gioco dei numeri altri progetti. È un paradosso ed è una cosa grave, perché ci sta danneggiando. Danneggia chi cerca di fare un cinema forte, potente, chi cerca veramente di vendere il cinema, come dire, non promuovere brutto, chi cerca di fare opere che valgano per tutti ovunque. Ecco, io penso che sia questo il discorso, e qui rispondo anche un pochino a Francesco, che conosco, nel dirgli che purtroppo prima bisogna risolvere bisogna uscire da questo cul-de-sac identità, cultura, e poi dopo si può parlare anche del resto. Dobbiamo uscire da questo discorso, perché il paradosso di cui parlo è avvenuto e avviene ogni anno.
Quindi dobbiamo cercare di evitare questa situazione. Un film di cui si riconosce un alto valore culturale e artistico non può uscire fuori dai finanziamenti regionali perché magari un quarto del film è ambientato a Barcellona, tra l'altro città catalana. Faccio un esempio per dire. Non può, non esiste, non è possibile. O perché è ambientato in una città, in una provincetta dove si parla uno slang che non è assimilabile al sardo e dove non abbiamo, però sardo, una città sarda. Non si può, dobbiamo avere una razionalizzazione maggiore, diversa dei criteri, ripeto, generalizzo, identitari, e soprattutto bisogna dimezzarne perlomeno l'importanza. Cioè, una volta posto il fatto che quel film è ambientato lì e quel film racconta una realtà di quel genere, il 40%, il 50%, non so, insomma, la maggior parte della valutazione deve andare dal punto di vista culturale e artistico, perché poi a pioggia, se un film culturalmente e artisticamente ha un grande valore, a pioggia viene tutto il resto. I film belli vendono, perché sono belli. Ecco, fine. Grazie Gianni Teti, ci sono molti interventi e grande ricchezza anche nella chat, invito tutti a leggerla. Salvatore Mereo ha chiesto se riusciva adesso col microfono, poi ci sono diversi interventi, Marco Antonio Pani, Nunzio Caponio, Paolo Zucca e Francesco Rubattu che voleva ribattere. Mi sentite adesso? Sì, vi chiedo solo interventi brevi così riusciamo a far parlare spesso tutti. Allora, questo tema dell'attribuzione dei punteggi è effettivamente cruciale e da lì un po' discende la possibilità o no di fare un film. Io credo che quando hanno insistito nella stesura del testo per porre il punto sull'interesse culturale, lo si sia fatto fondamentalmente per dare uno strumento a chi operava in questo territorio, per dare una possibilità in più, in maniera tale che questo fondo non diventasse come uno dei tanti fondi che ci sono a disposizione in tutta Europa e dove tutti possono andare ad attingere. E quindi quella è una barriera che secondo me va salvaguardata. Poi, come dice Mostilli, si può discutere se diciamo quella barriera poi debba essere precisata ancora meglio. È un terreno spinoso, ma sicuramente può essere fatto per evitare, che ne so, il lavoro a volte miope di una commissione. Però la commissione rimane centrale, cioè se la commissione è di alto profilo e ha tutte le caratteristiche tecniche per valutare i progetti, il rischio diminuisce. E prova ne il fatto che in questi 10 anni si sono fatti tutti questi film e tutti questi registi che oggi sono a questo tavolo possono parlare di quelle loro opere che sono arrivate in 5 continenti. Mi associo in questo senso a quanto dice Andrews, ha ragione a porre l'accento su anche le caratteristiche dei partecipanti a questo dibattito, perché uno non può valere uno. Cioè chi ha fatto 5 film ed è riuscito a farli arrivare in tutti gli angoli del mondo deve poter far pesare la propria opinione anche in base alla sua esperienza. È vero, questo è un processo democratico, però attenzione a che non diventi fintamente democratico, perché è assolutamente importante far valere l'opinione di chi davvero si è misurato con questo mezzo. Io, non tanto casualmente, ho partecipato l'altro giorno al tavolo sulla distribuzione e sentivo degli esercenti sardi che all'80% della loro attività programmano film americani pronunciarsi sull'interesse regionale. Ora, se anche quel campione fa media su tutto il resto, va da sé che questo tipo di indagine lascia il tempo che trova. Quindi è fondamentale trovarsi a un tavolo e sentire davvero le opinioni di chi l'esperienza l'ha davvero fatta. C'era un politico italiano che diceva: i voti pesano, non si contano. Grazie. Grazie Salvatore Mereo, abbiamo un'opinione diversa su questo. Le politiche pubbliche partecipative si fanno ascoltando tutti, ascoltando i giovani che forse non hanno ancora fatto ma che stanno prendendo una direzione. Credo sia intenzione di tutti quella di aprire questa filiera a innovazione. Sì, io sono stato impopolare a prendere la parola e a dire queste cose, però bisogna stare molto attenti alla retorica. Io intervengo solo quando, siccome è la seconda volta che si dice che non è un processo democratico, prima mi si è detto quasi che è manipolatorio, ecco, io veramente do rispetto e vorrei rispetto. Sono una persona che lavora 30 anni nelle politiche pubbliche partecipative, non lavoro se mi si chiede di portare su un risultato, quindi vi chiedo per cortesia, c'è lo spazio per tutti, vi chiedo
rispetto, va bene? Faccio riferimento anche all'intervento di Enrico di prima, ok? Abbiamo chiuso una strategia regionale per lo sviluppo sostenibile con i contributi di tutta la società civile. Abbiamo coinvolto 3.500 persone e tutti hanno potuto dire la loro, sia le rappresentanze che il singolo sindaco. Grazie. Allora, continuiamo gli interventi. C'è Marco Antonio Pani. Una cosa proprio flash, scusa. Vai Marcello. È un po' una battuta, una provocazione verso Salvatore Mereu, che peraltro io stimo moltissimo, ma io vorrei proprio dirgli una cosa in risposta a quello che lui ha appena detto. Allora, da un lato noi dobbiamo fare un processo in cui uno vale uno perché siamo in democrazia, ma dall'altro quello che lui dice, ancora una volta, ci tengo a dire, è chiaro che è presentissimo a chi cerca di valutare dei correttivi a delle politiche regionali, cioè è ovvio che degli autori che si sono affermati sono un valore, sono un asset, per cui proprio anche solo per un bieco calcolo è presentissimo a chi cerca di fare questo mestiere. Però mi permetta di dire una battuta, il motivo per cui i suoi film si sono affermati fino ad oggi non è solo perché c'è l'identità regionale, era perché erano dei bei film. Per cui la verità qual è? Detta proprio da uno esterno che ha un grande rispetto per gli autori di questa regione, che è svilente vedere che un Mereu, per essere sostenuto, sembra che è sostenuto solo perché c'ha l'identità regionale dei film, cioè dovrebbe essere sostenuto perché ha fatto un punteggio anche più alto, dove c'erano dei pesi un po' più bilanciati, un po' più ragionevoli, il che tra l'altro non è che lo dico io perché influenzo il processo, perché ripeto, io poi insomma non è che concorro a questi fondi, faccio il tecnico, per cui poi se il movimento va in una direzione, per me, io torno a casa mia al mio studio e vivo lo stesso, però veramente in buona fede ci tengo a dire quello che penso con franchezza, cioè che si può sempre perfezionare e fare un po' meglio. Di questo beneficerebbe anche magari un Salvatore Mereu un domani, potrebbe beneficiarne un altro, ma potrebbe beneficiarlo lui. Cioè non è che perché le cose fino ad oggi sono andate anche abbastanza bene dobbiamo diventare dei difensori dello status quo in modo cieco, cioè è negare che si possono fare anche in un modo un po' più trasparente, un po' più aperto e che possa dare ancora più potenziale al sistema. Per cui le due cose devono sempre andare insieme e riguardo questi punti io credo che l'evidenza più palese del fatto che qui nessuno influenza nulla è che è venuta fuori da tutte le votazioni fatte oggi come da quelle fatte prima, che chiunque in buona fede gli chiedi che punteggio darebbe come pesi e contrappesi a un'identità regionale non darebbe 45, non darebbe in mente a nessuno, tant'è che persino il dato storico è che non fu proposto 45 dalla regione, non fu proposto, venne fuori da un'interazione che poi bisogna un po' ricostruire nelle dinamiche con l'Unione Europea in sede di valutazione di impatto, ma neanche in prima battuta e neanche oggi nessuno gli verrebbe in mente di dire che deve avere un criterio di 45 punti scritto in modo così generico, fumoso, dove c'è dentro pere, mele, susine e arance, perché le cose che sono messe lì dentro sono assolutamente diverse. Per cui magari avete avuto delle commissioni perfettamente illuminate, però insomma ha del miracoloso che non abbiano fatto qualche errore, perché con un criterio scritto così, come dicevo prima, io ho fatto il commissario varie volte, con i criteri troppo eccezionali mi sono sentito in forte imbarazzo, perché ho provato in prima persona che sei esposto a qualunque forma di pressione esterna, qualunque. E non dico altro. Grazie Marcello. Dico a Paolo Zucca che si è riscritto a parlare, che nell'elenco ci sono Marco Antonio Pani, Nunzio Caponio, Paolo Zucca, Francesco Rubatto, Gianfranco Cabiddu. Prego. Marco Antonio Pani. Ecco, mi sentite? Sì, bene, grazie. Bene, grazie a voi. Intanto grazie a tutti i colleghi che hanno parlato fino adesso, anche naturalmente agli organizzatori, perché il dibattito è interessante. I miei colleghi, devo dire, mi sono trovato d'accordo quasi con tutto quello che hanno detto, per cui stavo anche per non intervenire. Dico soltanto una cosa in riferimento alla questione culturale, perché ha a che vedere con i punteggi e quindi anche con i criteri. Si è parlato dei festival, fatto importantissimo, si è parlato del prestigio degli autori, altro fatto importantissimo, però ci tengo a sottolineare che in Sardegna abbiamo una situazione sociale e culturale spesso molto gravemente disagiata e che il cinema, una legge regionale sul cinema, che lo tratta dal punto di vista culturale, dovrebbe riflettere anche sul valore che il cinema ha per la formazione delle generazioni, per il cambiamento sociale, eccetera. In questo senso, il punteggio per l'interesse culturale regionale per me va mantenuto alto
mentre altri criteri devono contare molto, ma un po' meno di quanto a volte si tende a dire. Perché, per esempio, io faccio un esempio di un autore di altri tempi che è Fiorenzo Serra, che non credo che abbia partecipato o vinto gli Oscar o molte volte il Festival di Venezia o molti festival internazionali, ma la cui opera è fondamentale per sapere chi eravamo, da dove veniamo, che Sardegna c'era anni fa. Sfido qualsiasi legge culturale che si vuole chiamare realmente culturale a dire che un autore come quello e film come quelli non sarebbero stati da finanziare. Oggi non ce li avremmo, se quello fosse stato il mezzo. C'è da dire poi un'altra cosa: il film è vero che è importante la fattibilità economica, ma la legge regionale sul cinema costruisce la fattibilità economica. Se diventa un requisito quello di avere già la fattibilità economica in principio, non funziona la legge, non serve la legge. Oltretutto abbiamo anche la legge nazionale, per cui non sarebbe neanche necessario avere quella regionale. Secondo me la parte culturale è fondamentale. Io vi faccio un altro esempio molto veloce e chiudo. Sì, velocissimo. Ho realizzato un film nel 2013 che si chiama Capo e Croce, è un documentario, un lungometraggio. Ha girato un po', è stato in diverse parti del mondo, ma soprattutto è stato veicolato in Sardegna. Capo e Croce credo che sia un film che ha avuto per la Sardegna, per un certo mondo della Sardegna, un'importanza abbastanza elevata, e comunque rimane un documento. Capo e Croce premetto non ha chiesto, optato, non ha ricevuto nessun finanziamento regionale, ma credo che avrebbe dovuto riceverlo se avesse fatto domanda, nonostante fosse un film documentario di lungometraggio, senza grande impianto economico e senza chissà quale prospettiva di distribuzione. Grazie e chiudo. Grazie, io proseguo con gli interventi. Vi chiedo solo, perché vorrei riuscire a trattare con voi altri temi importanti su cui avere il vostro contributo, che sono i bandi, i finanziamenti, la formazione, le maestranze. Quindi andrei un po' a chiudere su questo punto con degli interventi molto puntuali, propositivi su alcuni aspetti. Nunzio Caponio, brevi, vi prego. Sì, mi sentite? Sì. Ah, perfetto. Allora, grazie a tutti quanti, a tutti gli interventi che sono stati fatti. Allora, sarò brevissimo. Allora, il mio intervento ha a che fare sempre un po' con, come ho accennato la volta precedente, sulle idee. Cioè, trovo che in Sardegna le idee sono molto fragili, nel senso che non sono protette. E questo che voglio dire è che non c'è questo link tra gli autori e le produzioni. Cioè, chi fa il cinema, diciamocelo chiaramente, sono i produttori, perché sono loro che decidono accedere a delle leggi, accedere ai finanziamenti, farli funzionare. È veramente un mestiere complicatissimo. Infatti, paradossalmente, ci riescono solo le persone con una certa forma mentis, e chi sta nel mondo delle idee chiaramente si trova isolato in tutto questo. La maggior parte delle volte in Sardegna le produzioni sono, non dico a conduzione familiare, ma quasi, cioè non c'è una vera, diciamo, un vero sviluppo di società di produzioni. Cioè chi fa la produzione di solito fa anche la regia, poi si occupa anche del montaggio, si occupa di quello, poi c'ha gli autori in casa, che va benissimo, ci mancherebbe, però ritorno al discorso che vanno protette le idee, per cui ci vorrebbe un bacino anche di sviluppo, sceneggiatura, idee, tutelato, molto tutelato, e a parte dai bandi, secondo me, deve essere proprio un punto di incontro anche tra autori, tra parentesi, per avere delle, cioè per condividere idee, invece di vivere nella solitudine del computer e poi aspettarsi che quest'idea all'improvviso si manifesta in un lungometraggio, che non accadrà mai, chiaramente, è molto difficile. Seconda cosa, velocissimo, è che Heroes 2020, secondo me, lì ho visto fiorire il cinema sardo, semplicemente perché c'è stata proprio quella leggerezza, c'è stata la bellezza del giocare, che è fondamentale nell'arte, e credo che è veramente importante il gioco, perché l'intuizione non è che, sì, uno ci si siede, si mette a fare il suo progetto, la parte economica, ma quelle sono tutte robe che vengono dopo. Però l'idea, la freschezza di Heroes 2020, che abbiamo visto anche dei registi emergenti che non se l'aspettava nessuno, con grandissimi talenti, allora io credo che dovrebbe esserci una piattaforma di quel tipo sempre attiva, magari anche ogni 6 mesi, che dà la possibilità anche con dei low budget per le persone di mettersi in gioco. Poi giustamente, come diceva Mereo, anche Bonifacio, le persone con le tacche sul bastone vanno tutelate indubbiamente, però è importante capire, dare anche la possibilità a chi inizia di avere accesso anche un po' con facilità in questo mondo, che altrimenti è diventato veramente, cioè, il mondo dei burocrati. Cioè, e questo trovo che è un pochino, cioè un po' assurdo, perché dovrebbe essere, cioè, le idee. E poi niente, collegare idee con produttori, e questo, cioè, lavorando sulle idee in Sardegna, poi a parte tutti i criteri che, ripeto, non mi esprimo perché sardità, non sardità, anche lì, insomma, ognuno ha le sue idee, mi sembra che
cioè non è quello il punto che volevo fare, però ecco, proteggere le idee e unire queste idee a dei produttori indipendenti e non andare a bussare sempre porte a persone che poi giustamente hanno già i loro progetti e non si ha spazio. Grazie. Detto questo, detto tutto. Grazie a voi Grazie tutti. Nunzio del contributo. Paolo Zucca, stiamo ancora un attimo sui criteri e poi ci spostiamo su incentivi e bandi. Siamo un po' lunghi coi tempi, quindi prego. Sì, volevo solo dire brevemente, esprimere questo concetto che vi ho anche già scritto in chat. Allora, io sono uno strenuo difensore dell'importanza dell'identità culturale e ve l'ho anche ribadita prima. Però se questo contenitore dell'identità culturale deve essere riempito con tutta una serie di sottocriteri che permetteranno ai tanti millantatori e ai tanti improvvisati che circondano e che si muovono nel sottobosco del cinema sardo, di avere punti aggiungendo una Launedda, di avere punti aggiungendo un nuraghe, di avere punti dicendo che il film sarà in sardo che poi neanche si sa se sarà in sardo. A questo punto è tale il rischio, diciamo, che i cialtroni facciano progetti costruiti ad hoc, che io accetterei piuttosto di abolirlo e di confrontarmi senza questo criterio. Se deve diventare una limitazione della libertà espressiva, se devo essere obbligato a far parlare i personaggi in sardo, se devo essere obbligato a rispettare quei precisi parametri. Se invece è un criterio ampio, libero, in cui ci muoviamo e ci siamo mossi, i miei film, quelli di Bonifacio, quelli di tanti autori, sardi e non sardi, lo dimostrano che la valorizzazione dell'identità regionale, culturale, antropologica e sociale non vuol dire per forza folklore, non vuol dire per forza mondo agropastorale, e l'abbiamo dimostrato. Allora io preferisco una discrezionalità esercitata da una commissione di alto livello a tutta una serie di paletti che saranno terra di conquista per una pletora di millantatori, cialtroni e improvvisati che sono dappertutto. Ho finito. Grazie. C'era una battuta di Francesco Rubattu. No, io ci tenevo solamente a specificare il concetto di validità economica e tutto il resto, Sì. quello che avevo detto prima. Era sempre per la mia proposta, o almeno la mia, come posso dire, il mio consiglio era per sbrigliare la matassa del problema del valore artistico, quanto punteggio dare, la valorizzazione dell'identità regionale, era appunto introdurre un confronto nazionale e internazionale. Ossia, un progetto non deve nascere nel momento in cui nasce il bando della Regione Sardegna, ma deve esserci tutta quella parte di pre-sviluppo o sviluppo nel momento in cui ci si confronta con casi di produzione, che poi io devo essere sincero, ho sentito un po', questa la prendo personale, poi chiudo, giuro, però parlare di uno che ha una casa di produzione, una persona avvantaggiata, mentre una persona fisica non lo è, io devo essere sincero, ho la mia casa di produzione, l'abbiamo aperta rischiando, credo che sia un concetto di rischio questo lavoro, quindi questa cosa di casa di produzione siete avvantaggiati, non lo siamo per nulla perché si guadagna molto meno che in altri ambiti. Quindi chiudiamola per favore questa cosa perché un po' mi mette un po' a disagio quando sento questo. Comunque dicevo che il problema, un progetto, come ha detto anche Zucca, non nasce per il bando Sardegna, nasce perché si vuole raccontare questa cosa. E quindi c'è tutta quella parte di pre-sviluppo prima del bando che è necessaria. È necessario un confronto con una casa di distribuzione nazionale e internazionale, co-production forum, pitch, sales agent, tutta questa parte che dà un valore artistico al progetto proprio perché ne dimostra la possibilità di uscire dalla regione e quindi portare una storia sarda al di fuori. E questo secondo me dovrebbe essere una chiave che dovrebbe essere introdotta in tutti i bandi regionali di tutta Italia, cosa che a poco si sta facendo. E credo che questo sia forse la maniera più democratica per risolvere la grande matassa. Perché se siamo in Sardegna, rimaniamo in Sardegna e parliamo di qual è la storia che vale più o meno, secondo me non se ne esce. Ve lo dico proprio papale. Quindi per evitare uno scontro in famiglia, cercare di, come posso dire, lasciare la patata bollente almeno un poco a un confronto internazionale, perché ce n'è veramente una necessità pazzesca, soprattutto per il cinema italiano. Noi molto spesso ci confrontiamo con cinema francese, spagnolo, cinema britannico, però la grossa differenza è proprio questa. Il cinema italiano molto spesso rimane in Italia, con grande difficoltà a espandersi in Europa, mentre tutti i cinema a cui noi ci confrontiamo con le classifiche, i numeri, i botteghini e tutto il resto, vogliono sempre confrontarsi con l'esterno. Quindi secondo me questa è in realtà la vera, a mio parere, soluzione.
Detto questo chiudo, scusate se sono stato molto lento. Grazie Francesco Rubattu. Io prima di ridare un minuto la parola a Gianfranco Cubeddu, però probabilmente, siccome c'è un problema di etichette, Antonia Iaccarino aveva chiesto la parola. Chiedo, no? Perdono, c'è un problema ogni tanto di etichette, quindi Gianfranco Cubeddu e poi Andrea Ibandi, quindi chiudiamo su questo. Ma Serenella Paci, Mi dica lei. Gianfranco Cubeddu con CA, e il fatto che lei non mi conosca è abbastanza significativo per dire questo, che scusa, cosa ho fatto? No, beh, il nome dovrebbe rimanere. Il nome lo conosco bene, ma ho sbagliato a chiamarla. Io ho premesso che chiamo sempre Cubeddu, siccome Cubeddu ce ne sono. No, perdono, scrivo continuamente. Ma sto scherzando perché un sorriso ci vuole. Volevo fare solo una piccola riflessione, perché come vede dall'inizio, eccetera, la discussione è estremamente ampia ed è estremamente variegata, per cui io vedo come, diciamo, un inizio, ma inevitabile, e qui mi riallaccio a quello che ha fatto notare, diciamo, anche Salvatore, è inevitabile che praticamente questo mestiere è fatto di tanti step, ci sono vari ambiti. Io insegno al centro sperimentale, per cui so che un ragazzo esordisce con un cortometraggio, esce dal centro, magari si fa la sua produzione come quella giovane di Rubattu, ma quella giovane di Rubattu andrà anche in giro per il mondo, ma prima di poter interfacciarsi alla pari con Netflix o con una produzione internazionale, dovrà fare la sua strada. Lui lo sa, tutti lo sappiamo. Dopo ci sono i mediometraggi, poi ci sono dei lungometraggi che hanno dei budget certe volte importanti, per cui una legge, in questo caso la nostra, che è nata da un patto in cui un gruppo di autori, perché poi la storia è molto importante ricordarsela, perché sennò rischiamo di buttare via sempre l'acqua col bambino. Un gruppo di autori ha chiesto a questa regione: metteteci in grado di concorrere alla pari, perché noi facciamo un cinema nazionale e raccontiamo il mondo partendo da qui. Quindi si era fatta quel tipo di legge che prevedeva uno step di sviluppo di un progetto. Quel progetto sviluppato aveva diritto fino a un massimo di 400.000 euro e fino a un massimo di 500.000 euro per una coproduzione internazionale, tenendo presente che eravamo competitivi solo se la cifra si aggirava intorno ai 400.000 euro. Che cosa è successo? Lungometraggi e anche un documentario come quello che gli ha citato Marcantonio Pani, ma quando un documentario che può avere un valore, diciamo, di budget da 200-300.000 euro concorre contro un film da 3 miliardi allora erano 3 miliardi, 3 milioni di euro, eccetera, è chiaro che si crea uno sfraso enorme. Ritornando al discorso della sardità, che per me, continuo a dire, dovrebbe essere un prerequisito, in modo che entrino in quella legge progetti che hanno o per autore o per tipo di tematica o per fiducia nei propri autori, perché se noi normiamo l'identità non avremo in questa regione Nivola, perché le sculture di Nivola sono originali, ma oggettivamente ha portato avanti tutta la cultura sarda. Stessa cosa hanno fatto tantissimi artisti. Non avremo Paolo Fresu perché non suona le launeddas. Allora, il problema dell'identità è un problema che va messo anche nella fiducia degli autori, che costruiscono un'identità che per sua definizione è sempre in movimento. Se è invece una cosa penetrabile da una produzione che arriva e furbamente prende 2 o 3 elementi e poi mette un verde fuori dalle finestre di un paesaggio qualsiasi e dice ho fatto un film sardo, questo leva quel volano che fa sì che certi autori si impegnino a trovare gli altri 2,5 milioni che la legge sarda non porta per fare un film in Sardegna, perché lei è di fronte a determinati autori che possono anche dire: ok, se io devo concorrere per prendere 150.000 euro è meglio rinunciarci, perché in un progetto di 3 milioni 150.000
150.000 euro si recuperano all'estero, ma se questa ha senso per dare un volano, bisogna che ci si renda conto che andiamo a fasce di step, dove tutto è aperto, perché si può fare un primo film e ci sono dei vantaggi per un primo film, un film più grosso, un film più piccolo. Il problema è tenere tutta la filiera insieme, perché è la filiera che determina tutto. Da questo punto di vista, e questo è l'unico appunto, l'assemblea che noi qui stiamo facendo tutti insieme, che per un progetto, io lo capisco perché ho studiato le cose che lei dice, di processo partecipativo ci vede tutti insieme, dovrebbe essere sfruttato dal punto di vista di volerci bene, ma poi non siamo tutti insieme, perché un'assemblea che raccoglie dei dati, se non è omogenea, non raccoglie dati omogenei, perché oggettivamente giochiamo in campionati diversi. Per cui lo sforzo che io chiedo a Serena Paci, che è molto esperta di questo, è spingere sulla fraternità che dobbiamo riconquistare, riconoscendo la differenza dei diversi percorsi, che Bonifacio l'ha detto in maniera molto esplosiva, come lui è, l'ha detto anche Salvatore in maniera esplosiva, ma questa è la sostanza delle cose, perché il mondo fuori ci dice così: non possiamo trovare un rifugio se non ci riconosciamo tra di noi e se non ci stimiamo tra di noi, e se l'esperienza mia, che ha iniziato a fare i film quando c'era né legge né niente in Sardegna, se l'esperienza mia e l'esperienza di Salvatore non debbano essere utili a un ragazzo che sta iniziando oggi, non sono comparti separati. Quindi diciamo, la cosa su cui io solleciterei è poi un ulteriore approfondimento, perché ci sono differenze. Probabilmente non sarebbe neanche un crimine pensare di dividere il fondo in 2 step relativamente al budget, perché se io adesso devo andiamo sui fondi. Grazie. Grazie Gianfranco Cabiddu, ci mancherebbe che non riconosciamo in tutti i percorsi le differenze, siamo inclusivi perché insomma sarebbe davvero assurdo, quindi diamo spazio, siamo inclusivi. Non era una critica. No, ci mancherebbe, però perché mai vi abbiamo chiesto all'inizio di chiedere, no, quanti anni lavorate in questo settore? C'era il 44% che ha più di 15 anni. 15 anni sono pochi, 15 anni sono pochi in questo Abbiamo settore. I capelli bianchi, infatti. Bene, Alessandra Usai, se lei ha chiesto di parlare in chat a tutti e io non l'ho vista, chiedo scusa, ma mi piacerebbe chiudere questa parte con lei. Ok, grazie. Ho provato prima, ma c'era un problema con i link. Allora era questo, perché io cerco attentamente di leggere. C'è stato un problema con i link. Comunque Chiedo ringrazio. Ormai, cioè, nel senso, abbiamo parlato già tanto di tanto. 3 cose: sicuramente l'identità culturale e la valorizzazione della Sardegna penso che sia una cosa importante per noi tutti, però penso anche che questi 45 punti siano alle volte attribuiti in maniera un po', potrebbero essere attribuiti in maniera soggettiva, quindi forse un prerequisito, come già qualcuno dice, potrebbe essere, non so, forse una soluzione, anche perché i requisiti, gli elementi tecnici, artistici, economici sono ugualmente abbastanza importanti. Ecco. Io volevo aggiungere una cosa a tutto questo discorso, anche il fatto di autori o di bandi, di progetti, ecco, di lungometraggio che fanno un documentario, che fanno una fiction o un'animazione, sono progetti differenti. Soprattutto a livello produttivo, a livello economico, quindi io penso che forse sarebbe meglio avere dei bandi separati per documentari, animazioni e lungometraggi. Questo è il mio pensiero. Grazie Alessandra Usai. Allora andrei subito al prossimo punto che vorremmo discutere insieme. Allora, lo ingrandiamo. Il tema è questo, parliamo di fondi, parliamo di bandi, in qualche modo vi chiediamo che cosa si potrebbe appunto modificare. Vedo che già in chat ci sono delle proposte, anche adesso Alessandra propone bandi differenziati. Quindi le domande qui sono diverse e le apriamo magari con la discussione subito dopo una breve interazione digitale.
Qui vi chiediamo: occorre creare nuovi tipi di fondi? Di che tipo? Cosa modifichereste della struttura attuale o appunto in particolare del bando sviluppo? Se deve essere previsto un vincolo per cui un autore regista deve aver concluso un'opera prima di chiedere finanziamenti per altri, se ritenete utile che vengano previste delle premialità o dei fondi dedicati per le categorie documentario, animazione, donne, giovani autori. Quindi una serie di spunti di riflessione. Noi teniamo sempre a destra e in alto ciò che sono le criticità che ci avete evidenziato, perché è chiaro che su queste bisogna ragionare e cercare magari delle soluzioni. Vi chiedo, prima di aprire la discussione su questo punto, di riprendere l'interazione digitale e vi chiediamo in maniera specifica alcune domande sui bandi. In particolare, come vi dico sempre, fate refresh o Sky go to slide e dovreste ritrovarvi al punto di partenza di questa nuova interazione. Allora, la prima domanda è: che periodicità dovrebbero avere secondo voi i bandi? Una volta all'anno, 2 volte l'anno? Poi vi chiediamo con una domanda aperta la motivazione, quindi se ci sono altre proposte potete usare anche questa. Per me 2 volte l'anno. Grazie Bonifacio, insomma, contribuisce così a voce, poi magari lo segniamo anche nella chat. Iniziamo a mostrare, ancora aspettiamo un attimo, ci sono una quarantina di... Se riuscite raggiungeteci rapidamente, così abbiamo i contributi ma non togliamo troppo spazio alla discussione. Vediamo. Allora, un 80% dice 2 volte all'anno, e un 81% 2 volte all'anno, 82% in più c'è il contributo di Bonifacio a voce, e un 18% una volta all'anno. Vi chiederei adesso la motivazione, quindi se volete argomentare, qualcuno lo sto già facendo in chat, se volete brevemente darci una motivazione sull'80% appunto che chiederebbe i bandi 2 volte all'anno. Leggiamo anche in chat, ci sono diversi contributi. Semplicemente perché darebbe la possibilità a più progetti di potersi interfacciare in maniera più snella con una progettualità più come dire, più dinamica. Cioè il guaio della gestazione di un film è sempre quella che è troppo lunga, quindi avere due bandi l'anno sarebbe sicuramente qualcosa che porterebbe a un'accelerazione maggiore del processo produttivo. Perfetto, grazie, grazie Bonifacio. Vediamo anche i contributi, li leggiamo magari rapidamente. Per adeguare tutto ai tempi del Ministero, possibilità di programmare meglio, possibilità di programmare e organizzare meglio il progetto anche in base a altri bandi nazionali e europei. La burocrazia è troppo lenta per gestire 2 call annuali, quindi questo è più un alert. Maggiori possibilità, consentire più possibilità di realizzazioni filmiche, questioni di progettualità, armonizzare i tempi, scorriamoli così andiamo avanti, tempi di programmazione. Qualcuno dice però è già difficile far lavorare la commissione su un bando all'anno, quindi ci sono anche qualche perplessità. Non 2 bandi ma 2 call, poi su questo ci direte. Quando un progetto è pronto deve avere un bando vicino, maggior turnover, accelerazione del processo produttivo. Benissimo, grazie, tanto questo è tutto raccolto. Poi vi chiediamo un altro punto. Sei favorevole ad aumentare il numero di sviluppi finanziati
eventualmente assegnando a ciascuno di essi un importo minore, quindi in qualche modo aprire alla possibilità di più interventi. È una risposta facile, rapida, un sì no, che poi ci dà qualche elemento di riflessione. È anonima, che è un altro aspetto importante dell'interazione digitale. Posso parlare? Avevo chiesto in chat di parlare quando... Chiedo scusa però Pietro Mereu, io di solito do la parola quando apriamo la discussione. Finiamo rapidamente l'interazione digitale e poi do la parola su questo. Va bene, grazie. Ma l'aveva chiesta adesso sul tema dei bandi, giusto? Ok, sì, è il primo che ha chiesto di intervenire. Finiamo rapidamente questo. Scusate se cerco di dare un po' di metodo, ma se no in tanti diventerebbe impossibile lavorare su un tema così complesso e su tante tematiche. Vediamo le risposte. Allora, un 75% dice di sì, quindi di aprire al numero di sviluppi finanziati eventualmente assegnando a ciascuno un importo minore, un 24%, un 76% sì e un 24% no. Ancora, usiamo questo tutti per poi aprire la discussione. Anche questi Altra cosa che io aggiungerei. Chiedo scusa, vi posso chiedere di intervenire dopo quando apriamo la discussione? Chiudiamo questa parte di interazione e poi in ordine do la parola a tutti. Allora, è opportuno aprire il bando sviluppo ad autori singoli, persone fisiche che non siano società con minori importi per ampliare il bacino di talenti. Anche qui è un sì, no? Per me è un secco no. Si è capito? Sì, sì, grazie Bonifacio, certo, si è capito. È opportuno aprire, quindi vediamo il risultato. Allora, abbiamo un 70% di sì, poi potete vedere un 71, 70, ancora si sta un po' muovendo. E potete vedere anche la segmentazione rispetto ai ruoli e un 30% no. Adesso raccogliamo e poi apriamo la discussione. Ancora qualche ultima domanda? Vi chiedo tutti di connettervi. È opportuno mantenere il bando di produzione cortometraggi ad autori registi che siano persone fisiche. Anche qui è un sì no? Per me sì, purché sia limitato. Grazie Bonifacio, poi magari chiediamo un commento. Vediamo il risultato. Allora, un 82% dice sì, 83, un 17% dice no. C'è qualche commento anche in chat? Qualcuno dice un sì, ma io metterei un limite di età. Ecco, scrivetevi in chat, sì, con budget minore, rendicontazione semplificata. Perfetto, quindi anche dei commenti su ciò che diciamo, scriveteli in chat. Ok, io direi che con questo chiudiamo questa interazione, poi abbiamo due ultimi punti che apriamo più tardi. Aprirei la discussione dando subito la parola a Pietro Mereu. Quindi stiamo parlando di bandi, stiamo parlando di periodicità dei bandi, di premialità rispetto ad alcune tipologie, generi. Sì, sì. No, io adesso, siccome ho ascoltato un po' tutte le voci dei colleghi, cioè, mi sono fatto un'idea più chiara dell'incontro.
secondo me c'è da ribadire anche un altro punto. Diciamo che in un mondo in cui le piattaforme e diciamo le corporazioni aggregative prendono il sopravvento, in un certo senso i bandi sono una sorta di tutela dell'autorialità. L'altro giorno parlavo con un mio amico che lavora con una grossa casa di distribuzione e mi dicevano che c'è un film che ha avuto un grossissimo budget che in questi giorni è al cinema, Freaks Out, per dirlo molto chiaramente, è costato 14 milioni di euro e ne è incassato 2 milioni, quindi diciamo è stato un flop dal punto di vista produttivo, però è necessario che film come Freaks Out esistano, perché non si può pensare che il cinema o le produzioni culturali, come diceva prima anche Marco Antonio Pani, siano legate solamente alla produzione. Il mio documentario, Il clan dei Ricciai, che parla di una storia che comunque ha girato il mondo, che è 4 anni che gira, è una storia che comunque ha avuto solamente un piccolissimo contributo da parte della regione, però è un film che probabilmente rimarrà negli annali perché è un film che parla di qualcosa che sta scomparendo. Quindi secondo me, a maggior ragione, i bandi, il valore dei bandi è anche questo, cioè di far parlare delle persone che non hanno voce e non hanno accesso magari a grossi gruppi. Anche perché io ho lavorato con Discovery, io ho un passato da autore televisivo, lo faccio ancora parallelamente, però le storie vengono distrutte, cioè qualsiasi storia che passi per il vaglio di una grossa casa di produzione o di una grossa piattaforma cambia completamente. Un protagonista può diventare uomo, donna, o la storia può venire completamente sconvolta. Niente, volevo dire solo questo. Grazie. Grazie. Su questo punto chiediamo se ci sono altri contributi. Forse c'era io per esempio Bonifacio Angius, infatti. Prego. Riguarda per la mia compagna che è Francesca Niedda, che è stata candidata al Globo d'Oro come miglior attrice, e tra l'altro queste cose è sempre meglio ribadirle, perché è inutile farci, diciamo, pettinarci da soli, però Francesca Niedda è l'unica attrice sarda che è stata candidata al premio Globo d'Oro, che è un premio che esiste dagli anni 50 ed è stato conferito a attrici come Anna Magnani, Giulietta Masina, Monica Vitti, insomma, come dire, mostri sacri del cinema, e mai nessuna attrice sarda era stata insignita di questo premio. Poi non lo vinse Jasmine Trinca al suo posto, secondo me in un modo totalmente balordo, però quando si fanno le gare sono gare e si possono anche perdere. Quello che dico io è che la serialità a volte può essere qualcosa che è un volano che ci può imbrigliare, tanto, cioè nel senso che ci può dare tanto lavoro in un momento, ma poi può anche essere qualcosa che ci abbandona da un momento all'altro. E io credo che invece, credo di più nel cinema quello vero. Cioè io credo che la Sardegna, che è un posto piccolo, debba puntare di più su dei progetti che vadano di pari passo con la sua grandezza anche proprio strettamente geografica, perché potrebbe portare molta più come dire, molto più fascino in questo, mentre magari una serie sembra così, ma
è più farraginosa, è più legata a aspetti finanziari, per cui ti possono mollare da un momento all'altro. Società di produzione che non hanno più interesse magari a girare in quelle location e hanno magari la possibilità di andare in luoghi dove ci sono vacche più grasse da cui attingere, e quindi da un momento all'altro ti potrebbero lasciare un po' da solo. Io credo di più nei progetti cinematografici singoli. Grazie Bonifacio, grazie del contributo. Molti vedo che stanno scappando perché è l'1:10, avevamo detto le 13. Su questo punto avete scritto in chat, avete portato diversi contributi. Ci piaceva aprire anche il tema formazione, maestranze. Probabilmente proviamo ad aprirlo rapidamente. Non so se su questo c'erano puntuali altri interventi, se no vi chiedo, magari scrivete in chat e andiamo ad aprire almeno qualche spunto sul resto. Quindi su questo vi volevamo chiedere un po' sul ruolo, sulla formazione, quindi sui ruoli professionali. Quali figure professionali dal vostro punto di vista dovrebbero essere create o potenziate in Sardegna? Che tipo di aziende e fornitori potrebbero essere appunto creati o potenziati? E poi qualcosa sulla formazione, quindi se ritenete che la formazione possa essere uno strumento, un'opportunità per tutta la filiera, e magari che tipologia, su che cosa puntare. Quindi se volete su questo un rapido giro di ultimi confronti, sia in chat o appunto prendendo la parola. Ci sono degli interventi. Io non credo che ci sia nessuno che possa parlare più di me in questo campo, cioè la formazione delle maestranze cinematografiche sul campo. Bonifacio, se riesci a portare un contributo proprio di esperienza e propositivo su questo, molto bene. Ok, allora io ho formato Luca Noce, Salvatore Angius, Nicola Scogliamiglio, Marco Petrucci, Silvio Farina. Quali professionalità servirebbero di più in questo momento in Sardegna che sono carenti? Ma secondo me sono carenti fin quando non gli dai l'opportunità di lavorare. Questo è chiaro. Io sono quello che gli ha dato sempre fiducia e quindi nel momento che gli ho dato fiducia si sono dimostrati all'altezza di poter lavorare. Però se a una persona tu non gli dai fiducia, non possibilità di... E questo è il punto. E questo è il punto. Benissimo, grazie. C'è Bepi Vigna anche che ha chiesto di intervenire. Sentiamo su questo. Sì, per quanto riguarda la formazione però occorre fare una distinzione, perché c'è una formazione di carattere tecnico, chiaramente bisogna sapere delle nozioni tecniche eccetera, però per esempio faccio l'esempio del regista, uno che sa mettere insieme un'inquadratura dopo l'altra in maniera corretta, che non fa scavalcamenti di campo, che dà anche un senso ai movimenti di macchina, però non necessariamente magari ha la formazione per realizzare un grande film, perché deve avere una visione espressiva del testo su cui lavora e quindi un ritorno a un discorso fatto, una cultura che gli permetta di dare un'impostazione a quell'immagine. Quindi c'è una formazione che è anche una formazione di carattere culturale più ampio, che spesso viene completamente sottovalutata. Io parlo in quanto formazione ne ho sempre fatto, sia nel cinema oltre che nel fumetto, perché ho insegnato tanti anni linguaggio cinematografico negli istituti europei di design. Però il problema è proprio questo, che le scuole, almeno quelle dove ho operato io, molto spesso danno più importanza agli aspetti
prettamente tecnici, mentre trascurano quella che è una formazione più generale di uno che vuole proporsi come autore, e quindi qualche libro lo dovrà aver letto, dovrà avere un immaginario che si è formato in maniera più completa, deve aver visto, anche se vuole cimentarsi nel cinema, avere una cultura cinematografica. Molto spesso mi imbatto in persone che lavorano nel cinema che la cultura cinematografica hanno una cultura cinematografica molto povera, e che quando si tratta di parlare di testi e anche quindi imparare l'analisi di un testo hanno dei problemi. Quindi io direi che la formazione va considerata sotto due aspetti. Grazie. C'era Enrico Pau che voleva fare un piccolo intervento e poi aprirei l'ultima domanda con cui ci date un contributo aperto in interazione. Prego. Scusa Serenella, era solamente per precisare, perché insomma che da anni insomma qui a Cagliari si fa un lavoro piuttosto importante sulla formazione all'interno dell'università, dove c'è un laboratorio che si chiama CEICAM, che è stato attraversato da registi, ma non solamente, non solo registi, dal quale sono usciti una serie di allievi che oggi lavorano all'interno del cinema, quindi hanno acquistato delle professionalità e stanno comunque lavorando. Certo Enrico, poi sai che abbiamo proprio un workshop su questo, volevo magari avere solo un feedback da voi sulle maestranze. È molto importante, perché vorrei dire che comunque i cortometraggi, per esempio, no, che sono finanziati dalla legge, che comunque sono finanziati con cifre anche piuttosto importanti, sono stati, secondo me, sono tuttora una grandissima palestra. Cioè, e io credo che si stiano facendo in Sardegna una serie di cortometraggi di livello piuttosto importante, di giovani registi, e questo è un dato estremamente positivo, ok? Quindi, insomma, cerchiamo di vedere anche gli aspetti, diciamo, positivi, insomma, e queste sono palestre straordinarie, un po' come è capitato a Bonifacio, no? Con i suoi film, che comunque ha dato la possibilità di far lavorare una serie di persone giovani che magari non avrebbero avuto altrimenti l'opportunità. I nostri film, cortometraggi, sono comunque una grandissima palestra da cui stanno venendo fuori una serie di talenti che non sono solamente registi, questa è la cosa importante. Benissimo, grazie Enrico, e poi sottolineo che nel prossima settimana abbiamo un workshop anche proprio dedicato a questo, alla formazione, alle tematiche intorno. Vi abbiamo aperto un'ultima, avremmo voluto parlare un po' anche magari di innovazione, di internazionalizzazione, però diversi spunti sono arrivati anche durante i lavori. Lasciateci con un flash che per voi può essere importante su quale può essere l'argomento, la criticità che può essere prioritario rivedere, sempre con l'attenzione che sottolineava anche Marcello del norma, decreti attuativi, quindi l'insieme del... Quindi un ultimo contributo, li scorriamo. Sì, non li leggo, li leggiamo ognuno per sé, così vediamo. Molti sono temi che abbiamo già anche ben aperto e approfondito.
ci sono altri spunti? Aspettiamo ancora un secondo. Quindi grazie, sono proposte anche molto, molto puntuali. Un'ultima domanda, giusto per chiusura dei lavori. Io da parte mia vi ringrazio tantissimo, dateci anche questo feedback, possiamo chiudere la condivisione. Io vi ringrazio davvero per la collaborazione e per i contributi, perché non era facile, il tema è complesso, ci sono davvero tanti punti di vista e invece abbiamo lavorato bene, a mio avviso, e i contributi sono stati davvero tutti importanti e ricchi. Io chiederei un ultimo intervento di Marcello e poi darei la parola a Nevina per chiudere i nostri lavori. Grazie. Grazie Serenella, lo farò brevissimo da talora, principalmente per ringraziare e salutare tutti e dire che dal mio punto di vista è stato un dibattito molto interessante. Noi siamo qui principalmente per ascoltare con attenzione, alla fine anche se sembra magari che ci possano essere dei disallineamenti e magari qualcuno può interpretare male dei passaggi, mi sembra sono stati così tanti gli interventi e anche insomma piuttosto puntuali che degli input e delle idee abbastanza chiari sono emersi. Non è che ci siano già soluzioni, perché nessuno ha la presunzione di trovare soluzioni in 448 su temi complessi, quindi insomma, procediamo fiduciosi anche nelle successive fasi di confronto con gli altri soggetti coinvolti e di nuovo anche con quelli direi che hanno partecipato oggi, ovviamente. Grazie. Nevina. Beh, mi sembra che siamo arrivati all'ora di pranzo, quindi lascerei sedimentare. Le stimolazioni sono enormi, sono tantissime. Grazie a tutti perché mettersi in gioco su questa questione che riguarda evidentemente, e cito Marco Antonio Pani, ben oltre la nostra curiosità, no? Riguarda la nostra vita, la nostra scelta, che non è solo una scelta professionale, e quindi è anche giusto che, come abbiamo visto, emergano posizioni che spesso derivano da esperienze formative molto diverse, anche davvero da confronti che hanno vissuto da una parte la necessità di creare le condizioni normative perché la legge 15 esistesse nel 2006, dall'altra c'è chi si forma oggi in un contesto internazionale che da un certo punto di vista ha livelli di accesso molto facilitati proprio nel momento della formazione. Credo che però sia fondamentale ribadire, da un lato l'abbiamo scritto e io lo ripeterò come un mantra, la consapevolezza che questo è un processo lungo. Lungi da noi chi vende il cinema realizzabile in 2 mesi di Maria De Filippi, lungi da noi chi vende la possibilità di scrivere una norma in 6 settimane. Questo è un processo che qui è cominciato e che, come sapete, siamo a metà del cammino. Le interlocuzioni con tutti i diversi attori della filiera stanno svelando, come oggi, posizioni molto chiare, a volte posizioni più confuse, lo abbiamo detto tra di noi in diverse situazioni, con diversi livelli di consapevolezza e di competenza. Che si debba lavorare adesso per fare un salto verso l'età adulta, credo che sia un punto di vista condiviso da tutti. Che ci sia la necessità, anche forse, e questo auspico che possa anche, come dire, risiedere in scritti che ci manderete, in ulteriori riflessioni che magari oggi sono state un po' accelerate dalla volume e dalla entità degli interventi fatti. È necessario pensare che non sia più possibile parlare di una coperta piccola. Forse il vero focus che adesso dobbiamo avere tutti insieme è quello di unire la consapevolezza che è emersa dalle tante voci e andare a differenziare strumenti per una coperta molto più ampia, proprio perché non ci stanno più gli abiti dei 7-8 anni, dobbiamo cominciare a muoverci e comportarci, come si dice nell'abbigliamento, con le taglie adulte, e quindi andare anche a richiedere e a cercare insieme di costruire con il giusto pragmatismo, ma anche con la necessaria ambizione,
degli strumenti diversi, più ampi, decisamente più ampi, altrimenti sembra che il problema sia sempre quello di far gravitare intorno a un contesto o ad un altro uno strumento che è troppo piccolo. Quindi credo che da questo punto di vista vostre riflessioni, anche date dall'esperienza che chi ha maturato in più di 30 anni, chi l'ha maturata in pochi mesi di contesti internazionali può portare al tavolo, sia quella di capire adesso come da un lato costruire un capitale molto più significativo per una filiera e non più solo per alcuni autori, e dall'altra cominciare a capire come segmentarlo, suddividerlo e come costruirlo insieme. Di nuovo, quindi io vi chiedo davvero, usate la mail statigenerali @sardegnaFilmCommission.it come un punto di riferimento anche per fare delle proposte concrete, se è utile, lo abbiamo già detto al primo incontro, guardare comparativamente ad esperienze che voi stessi avete esperito in altri luoghi. Questo è un elemento che per noi è un punto di forza da controllare. Alcuni livelli secondo noi non esistono in altre regioni, ragione per la quale questo è un livello di altissima sperimentazione anche nel modello partecipato, che come sapete non è un modello perfetto, però è un modello che avvicina il più alto, come dire, la più alta soglia di inclusione, e soprattutto dà voce a chi non necessariamente fino ad oggi questa voce non solo l'ha avuta, ma ha avuto anche la consapevolezza di poterla usare per aiutare a costruire la norma più urgente. Quindi grazie davvero a tutti, perché mettersi in gioco in queste partite non è cosa facile. Quindi vi ringraziamo infinitamente per questa grande chiarezza, grande onestà e soprattutto per il tempo che stiamo insieme dedicando a questa importante composizione delle regole del gioco. Grazie a tutti, apriamo i microfoni, ci salutiamo, ci rivediamo di sicuro il 13 dicembre, giusto Nevina? Ci rivediamo di sicuro il 13 dicembre, sempre in posizione Zoom, quindi con una galleria che speriamo sarà come il primo giorno molto ricca. Vi invitiamo davvero però ad inviarci se avete intanto delle possibili ulteriori riflessioni che magari dalla giornata di oggi possono essere generate dai singoli partecipanti. Grazie anche della ricchezza in chat, che è davvero... Grazie a tutti, grazie. Grazie, buongiorno. Buona giornata. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti e buon pranzo. Grazie.